Dico a te che stai per fare delle scelte per diventare un uomo, a te che avrai bisogno della forza di reagire, della forza del perdono. Potrai scegliere di essere un ribelle, di mostrare i pugni per farti rispettare, di farti odiare, pur di non subire, ma non scegliere di essere un vigliacco e di valere meno di niente. Chi picchiano d'oro solamente un perdente. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. E ti diranno che le donne sono niente, che insultarle può essere divertente, ma ricorda, le parole sono vane, non le vedi ma il male si sente. E non è amore togliere la libertà, e non è amore dire sei mia proprietà. L'amore è una carezza, non ferisce ma rimargina. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. Lo so, è facile parlare ma non si può, non si può. Far male non è amore, no. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. Abbiamo aperto con questa bellissima canzone di Pablo Perissinotto, Si può dire di no, qualcuno dovrà iniziare a dire di no. Oggi è la giornata internazionale della donna, mi piace chiamarla così, non la festa della donna. Io sono una mimosa, stamattina vedete sono tutta giallina, proprio come la mimosa. Non ho il fiore la mimosa perché sapete che noi è un fiore che piace tanto alla Mirella perché appassisce subito, invece noi donne non appassiamo. Anche il fioriga sbagliamo, ma non importa. Detto questo, parleremo dei problemi al femminile ma anche al maschile, questi uomini che secondo me devono veramente venire in prima linea, come ci siamo noi, tante associazioni veramente al femminile che cercano di dare là anche a questi uomini che iniziano adesso, ma sono tiepidini anche come supporto al femminile. Ne parleremo col dottor Andrea Favaretto, sindaco di Salgaredda, secondo mandato centrodestra, e abbiamo anche da San Donà di Piave l'avvocato Luca Pavanetto, cassazionista e referente associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari, che è anche l'avvocato
l'avvocato dei Veneti schiacciati della crisi. Lo dico perché così sapete quando ci sono problemi dove vado a parare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno sia al dottor Favaretto che all'avvocato Pavanetto. Allora, proprio inizierei dall'avvocato Pavanetto. Cosa sta succedendo, avvocato? Ecco, queste associazioni, io lo so che lei si occupa di tante cose, non solo di servizi bancari e finanziari, ma si occupa anche del benessere, un benessere che dovrebbe essere a 360 gradi della persona. Io sarei anche un po' stanca di dividere tra uomini e donne, anche se lo devo fare perché avete sentito che numeri abbiamo dal 2024 di femminicidi, di stupri, fa molto riflettere, specialmente anche di ragazzini che forse stanno giocando col corpo della donna, che non sanno neanche cos'è, nessuno glielo insegna, la sessualità a scuola, tabù assoluto, a parte qualche raro caso. Prego, avvocato Pavanetto. Sì, buongiorno Mirella, intanto buongiorno anche a tutti i telespettatori e ti ringrazio per l'invito. Concordo con te, le manifestazioni in favore della donna dovrebbero essere di giorno in giorno e non una volta all'anno, e i fiori sì sono importanti, ma in realtà, come dicevano una volta in altre parafrasi, non fiori ma opere di bene, quindi cerchiamo di concentrarci su quello che può essere positivo. Se vogliamo vedere un po' di legislazione, vogliamo parlare del codice rosso, che dovrebbe essere questa misura che dovrebbe tutelare di più le donne, è una misura che nasce nel 2019 come emergenza per contrastare i femminicidi ed è stata rinforzata nel 2023, però se prendiamo solo i numeri del 2023 in cui ci sono stati 118 femminicidi, diciamo che questo rafforzamento sì è utile, ma non ha ancora colto nel segno. Se poi vogliamo immaginare un po' quelli che potrebbero essere ulteriori provvedimenti, sono perfettamente d'accordo con te Mirella, devono passare attraverso una sensibilizzazione soprattutto e quasi unicamente della parte maschile, nonché dei nostri governanti che oltre a fare delle normative dovrebbero anche, secondo me, incrementare quello che è l'unico bacino che ci può salvare in questo momento, ed è un'educazione da fornire sin da quando sono in tenera età agli uomini, perché nel rapporto con le donne ci sia parità vera, effettiva e anche serenità, perché se vogliamo parlare di parità basta andare a verificare quello che è la differenza salariale tra quello che percepisce una donna e quello che percepisce un uomo in qualsiasi campo, in qualsiasi professione, salvo rare eccezioni, per capire che la distanza che manca a un'effettiva uguaglianza. Io faccio questa similitudine, dicono per me uguaglianza vuol dire anche rispetto, quindi dobbiamo introdurla in qualsiasi campo, in qualsiasi situazione, perché solo così possiamo educare per primi noi stessi, perché l'educazione si fa di giorno in giorno. E dopo, sai, mi piace anche quel motto che hanno ricordato anche al principe Carlo, bisogna lavorare per servire e non per essere serviti, come ha detto l'arcivescovo di Canterbury, quindi bisogna imparare a avere riguardo verso gli altri. Ecco perché terzo settore, associazioni, quella è secondo me l'unico settore che può migliorare la nostra qualità di vita. Molto chiaro, avvocato, ha fatto bene a parlare anche di questa discriminazione. Pensate 3,20 €, 3,50 € all'ora in meno, stesso lavoro per la donna. Se vuoi lavorare lascia i figli a tua madre, 8 donne su 10 discriminate in azienda. Pensate che numeri abbiamo e cosa sta succedendo, anche perché il momento che stiamo vivendo e che sta vivendo anche la figura femminile è un momento molto delicato, ci sono pochi soldi, specialmente io sto parlando quasi sempre delle famiglie, quelle più fragili, quelli che non prendono 3-4 mila euro al mese, anche se ormai 3.000 o 4.000 euro non è che siano con gli affitti che ci sono, i mutui, le bollette. Ecco, c'è qualcosa che non torna nei conti, nel senso che qualcuno non vive il territorio. Io ieri avevo la senatrice dei 5 Stelle che lei dice che stanno lavorando molto, anche queste donne stanno cercando di portare a casa dei risultati, ma noi non è che possiamo aspettare in eterno che loro si mettano d'accordo per portare a casa i risultati. Gliel'ho anche detto, dottor Favaretto, nel senso che ho detto, ma quando c'è un bene della comunità intera, da nord a sud, est a ovest, perché ha detto io stiamo facendo le battaglie, ma voi non dovete fare le battaglie,
voi dovete mettervi d'accordo perché è un bene comune e la salute pubblica è un bene comune che non riguarda un partito o una coalizione. Cosa dice il dottor Favaretto? Beh, è uno dei punti più importanti assolutamente, anche molto sentiti da tutta la popolazione. Volevo intanto fare gli auguri a tutte le donne, ovviamente, Grazie. come giornata molto importante. Sono molto felice che mi abbia invitato proprio in questa giornata, anche se io sono ovviamente dall'altra parte, però faccio parte di una categoria di mariti, di papà, quindi ho una figlia anche medico, mia moglie è un direttore di banca, vengo da una famiglia dove le donne hanno molto, come dire, inciso sulla vita di noi uomini e questa è una cosa importante. Ci sono ruoli ormai che le donne occupano in posti importantissimi, vedete anche le prossime elezioni europee come già si è esposto perché il Partito Popolare Europeo metta a capo della comunità europea una donna, quindi i ruoli importanti delle donne ci sono e possono incidere veramente tantissimo. C'è una fascia molto debole. C'è una fascia molto debole, io lo posso dire perché da sindaco l'ho molto, diciamo, ne ho ricevuto praticamente la sensazione anche nel nostro paese, sono arrivate alcune signore, alcune donne che, soprattutto dai paesi stranieri, diciamo così, che hanno veramente sopportato di tutto e di più, che non le confido queste cose, ma le ho veramente vissute, quindi violenze, particolari atteggiamenti di non poter lavorare, di non poter guidare la macchina, cioè alcune situazioni che devono essere ancora risolte. C'è stato in questi 10 anni che io ho fatto l'amministratore una grande crescita e di questo ne vado fiero perché l'ho inciso anch'io nei momenti in cui ci sono le cittadinanze, in cui si portano i figli a fare sport, si portano a convivere insieme alle associazioni necessità, vedi la Caritas o altre cose di cui hanno bisogno queste persone, a coinvolgerle e hanno veramente risalito la china. C'è molto da lavorare, però diciamo siamo sulla strada buona. Io vedo anche un ottimo atteggiamento da parte degli uomini, è cambiato molto, guardate che è cambiato molto in questi ultimi 10 anni e sono felice così, insomma, che la cosa vada È cambiato molto così. Perché, facciamo questa parentesi, dottor Favaretto, perché la donna ha spinto molto, Sì. Si è spesa molto per questo cambiamento maschile, è lei che si è spesa per il cambiamento maschile. Abbiamo Rinaldo da Venezia, ciao Rinaldo. Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto idealmente che davo un bel massetto di mimosa a tutte le donne perché se lo merita. Grazie. E dopo credo che potesse abbiamo un sistema di vivere adesso che è intollerante dai poteri piccoli che gli insegniamo l'educazione, va bene? Insomma, da cosa ne mi serve di questi problemi? Io ho 80 anni, l'ho sempre sentito parlare, però della donna maltrattata come adesso non mi ricordo. E era maltrattata lo stesso, perché una volta non c'era niente, va bene? Non c'era mamme che lavoravano in banca, tutte mamme che tiravano su 7-8 fiori, va bene? E faceva noi su ancora di più. E mamme e donne che erano da via allo Stato, questo problema qua, dei fiori, perché sennò chi è che andava a lavorare? Le donne li trattare o così o fuori, invece no, le donne chi è che tira avanti la famiglia? Una donna, perché danno i mariti che dà stipendio a sua moglie e se tiene quello suo paio a mesata e Randi ti fa tutto qui. E la violenza, tutte queste robe che innanzitutto chi che maltratta le donne e anche il bullismo mi metto in galera. Ti sa che il marito ti lo metti in prigione, no? E la moglie ti metti la moglie resta a casa sua e il marito va in galera. E sti giovanotti che fa quello che fa. No, poveretti, no. Io a 10 anni lavoravo, Mirella, non scaricavo sacchi e farina, però lavoravo, sono stato vicino al lavoro. Adesso sti buletti che non vi manca niente. Io ero minorenni una volta, 13-14 anni, i minorenni, ti stanno anche 2 anni, quello che c'era, ma ti vieni fuori
dritto come un chiodo, che permetteremo di fare tutto, le bande che si bastona, che si massacra, ma la poesia dove c'era? Solo che quando si fa una partita di calcio che si domina poliziotti. Dai Mirella, bisogna che la politica faccia la politica, non scaldare careghe, hai capito? Perché, grazie Rinaldo, dai, fammi andare avanti perché comunque ciao, grazie per le Mirella. tue riflessioni. Grazie Rinaldo. Allora andiamo a sentire anche queste interviste proprio per l'8 marzo, cosa si dice. Andiamo a sentire. Il senso di questa giornata di rispettare le donne. E le donne devono essere ancora più rispettate, specialmente con quello che sta succedendo ultimamente. Cioè, stiamo vivendo un periodo bruttissimo perché da quello che si sente femminicidi più a go-go. C'è tanta preoccupazione. Tantissima. Secondo voi c'è ancora tanto da lavorare perché venga rispettata questa parità di diritti? Tanto. Anche qui da noi in Italia? Sì, anche anzi forse di più. Anche forse di più, sì. Nei paesi occidentali, naturalmente. Gli uomini dovrebbero capire meglio quelle che sono le problematiche dei rapporti, diciamo, di genere. Uno degli esempi più banali è la lingua. Nel senso che noi utilizziamo nella lingua, perché così ci dice la grammatica, il maschile come elemento normale. La lingua la parliamo tutti così, ma non ci rendiamo della struttura che c'è all'interno, che in questo caso è una struttura maschilista sostanzialmente, e allora non si riesce a venirne fuori. Quanto c'è da fare ancora perché questi diritti tra uomo e donna vengano rispettati? Parliamo perché guarda, c'è moltissimo da fare, però penso che siamo sulla strada buona e credo che ci saranno delle nuove viste, nuovi concetti rispetto alla donna. nel 2023 mandiamo i missili su Marte, siamo ancora al Medioevo. Ecco. Verrà abolita la festa della donna quando saremo pari ai maschi. Perché adesso proprio non è così. Non è così. Allora avete sentito un messaggio che arriva questa mattina da queste interviste, che c'è tanta strada da fare, le donne lo percepiscono, lo sentono, ecco, abbiamo questa sensazione che va oltre il sentire dell'uomo, del maschio, è un'altra cosa la nostra, la sensazione è che non siamo al sicuro, non siamo protette, non siamo, ecco, il rispetto, ecco Sindaco, il rispetto, prego. Rispetto. No, ma è vero, ho sentito adesso i pareri, insomma, c'è un po' di verità in tutti i sensi, c'è una sensibilità che sta crescendo, credetemi. Per esempio, quando noi abbiamo, come tanti altri comuni, organizzato la panchina rossa, se si ricorda, la partecipazione della gente, insomma, è stata notevole. C'è questo modo di atteggiarsi che sta cambiando. Alle volte, guardi, incontro presso le famiglie, marito e moglie, guardi, fa specie vedere una certa tenerezza negli atteggiamenti fra marito, il rispetto che hanno fra di loro dopo tanti anni che hanno vissuto insieme. Secondo me i giovani, per esempio, questa, diciamo, maturità non l'hanno capita o non l'hanno raggiunta. No? E questo, come diceva il signore prima, Rinaldo, che ha chiamato, una volta si cercava di avere rispettavi, una volta si sposava con più frequenza, adesso si convive molto di più, infatti. Però, ripeto, chiamiamoli anziani, si impara molto, si impara di più che molto spesso questi giovani che alle volte pensano di sapere tutto loro, invece dovrebbero farsi consigliare anche nel momento di difficoltà, di tenere duro, di essere, diciamo, aiutare nel momento di difficoltà, per esempio della maternità, aiutare la moglie, sostituirsi a qualche lavoro in casa. Io parlo di cose pratiche perché poi sono quelle su cui c'è lo scontro veramente frontale, perché poi sul lavoro io vedo la parte, per esempio da Leone la fanno le donne nell'insegnamento, la fanno anche negli ospedali,
ospedali, guardate tutte le infermiere che io per esempio in questo periodo ho avuto bisogno di andare in ospedale, sono stato veramente trattato benissimo, oltre alla loro competenza professionale di una eccellenza unica che supera l'uomo, si nota in alcune questioni. Quindi lo facciamo questo passo avanti, sta andando avanti. Parlo della politica, le donne ormai fanno parte, abbiamo un primo ministro che è donna, all'opposizione c'è una donna, guardate nel mio comune 3 assessori, il vice sindaco e altri assessori sono donne, cioè c'è un passaggio importante anche nel territorio. Passaggio generazionale, diciamo. Nel territorio trevigiano c'è sicuramente. Poi non tutta l'Italia è uguale, se andiamo a vedere non tutto il mondo è uguale, è difficile questo, però la cultura veneta si sta molto, come dire, modernizzando e questo non è da adesso, è un cammino che è avvenuto già dal tempo. Quante imprenditrici donne di valore abbiamo qui nel Trivento, è eccezionale, io le vedo quando vado alle riunioni, hanno proprio una caratteristica così sono determinate, ma anche intelligenti proprio, non sono ereditiere di un'azienda ma la trasformano, vanno avanti, modificano, valutano, è una cosa che è innegabile che il mondo va avanti. Certo che con tutto il lavoro che abbiamo fatto, dottor Favaretto, se non fosse così sarebbe veramente da riflettere. Sentiamo come commenta anche l'avvocato Pavanetto, avvocato, ma soprattutto anche nel ruolo, nel lavoro, lei ha uno studio molto importante, molto grande, tante donne, ha una figlia. Ecco, com'è questo rapporto? Secondo lei è cambiato qualcosa? Anche sua figlia lo aiuta a modificare magari certi atteggiamenti oppure fa parte proprio del suo io, ecco, il rispetto, il valore della figura femminile anche nel lavoro? Allora, ottima osservazione. In realtà, secondo me, la tutela della donna passa attraverso un caposaldo, che è quella della sua indipendenza economica, perché nel momento in cui la donna si sottrae al controllo finanziario del marito, si sottrae, secondo me, alla prima forma di abuso, perché tante volte il ricatto morale è proprio anche questo. Io porto i soldi a casa e se tu sei confinata a casa e non vai a lavorare, non hai un reddito proprio, sei sotto il mio controllo. E quindi si accentua quella disfunzione, quella cattiveria che tante volte sfocia nel dire sei una mia creatura, ti controllo io, quel senso di appartenenza nefasto che poi porta a quegli atti esecrabili, quegli omicidi, perché l'uomo, se non matura, se non è intelligente, è un uomo che pensa di possedere la donna, invece la donna va rispettata in tanto quale proprio perché è un essere del tutto senziente, libero, meraviglioso, che merita di poter fare la sua vita e coronare le sue aspettative. Hai ben citato, mi fa piacere, il mio esempio professionale. Di 15 colleghi che siamo all'interno di questo ufficio, io ho il piacere di poter dire che 12 sono creature femminili spettacolari, proprio perché in realtà vivendo con loro giorno per giorno ti educano alla resilienza, ti educano alla correttezza, ti educano a pensare a come potrebbe essere una realtà in cui davvero ci sia un pieno rispetto e una piena autonomia e parità tra i sessi. Allora, adesso ci spostiamo a Venezia, andiamo a vedere questa manifestazione 8 marzo contro la violenza sulle donne. Andiamo a sentire e a vedere. Sì. Le donne non hanno la faccina. Una pianta di mimosa accoglierà da oggi tutti i visitatori che entreranno nella sede del Venezia Football Club. Anche il calcio può essere strumento importante per valorizzare la figura femminile e promuovere la parità di genere. Il Venezia Football Club, che è anche una squadra femminile che milita nel campionato di Serie C e lo scorso anno ha conquistato la Coppa Italia, ha accolto il dono dal club Alta Marea che questa mattina ha portato e messo a dimora insieme alle ragazze del club all'ingresso del centro sportivo una pianta di mimosa,
un gesto simbolico compiuto insieme a una rappresentanza del team femminile. A questa iniziativa ha preso parte anche il general manager del Venezia Football Club, Filippo Antonelli. A noi piaceva rimarcare il nostro rapporto di amicizia col femminile, di cui secondo me noi siamo pionieri e che intendiamo portare avanti. L'idea di piantare un albero è una cosa simbolica che per noi è molto importante, proprio il gesto di piantare qualcosa insieme che poi germoglierà e avrà un futuro. E dobbiamo ringraziare la società per aver accolto la nostra idea, cosa non da tutti, è stata accolta subito con entusiasmo. Con la vicepresidente del club Alta Marea, Cecilia Tonon, c'era anche Mario Spessotto in rappresentanza di tutti i tifosi, anche maschi. La dirigente responsabile del settore femminile, Grazia Trentin, ha ricordato come con Alta Marea amicizia e sostegno durino tutto l'anno, non solo per l'8 marzo. Piantare la mimosa, che è il simbolo festa della donna, per noi è importante e significativo. E sappiamo quanto è importante a livello di valori, insomma, la parità di genere. È anche un gesto come di speranza, no? Per piantare una pianta in maniera che possa crescere e che possano crescere questi valori a tutela delle donne. 15 le donne uccise dall'inizio dell'anno per mano dei loro compagni o ex, oltre a episodi di violenza, minacce e molestie. Le mobilitazioni dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin sembra non abbiano cambiato la situazione. Per questo venerdì 8 marzo è stata organizzata a Mestre la manifestazione Attraversiamo la città, con partenza da uno dei luoghi simbolo, il piazzale degli autobus accanto all'ingresso della stazione, per poi toccare altri punti. Come per esempio il sottopasso. Il sottopasso è sicuramente un simbolo di questa città per quanto riguarda appunto la sicurezza per le persone che lo attraversano. È sicuramente assurdo che il sottopasso della stazione, quello dritto, quello illuminato, quello che ha comunque delle vie di fuga, tra virgolette, chiuda la notte e invece rimanga aperto l'altro. Noi vorremmo che la nostra città sia sicura, partendo anche da queste piccole cose. L'obiettivo è quello di chiedere soluzioni concrete. Una delle cose principali anche che mancano in questa città sono i mezzi pubblici mi verrebbe da dire gratuiti, e che vadano a attraversare la nostra città anche nelle ore notturne. Perché noi donne, ma tutti i membri della cittadinanza davvero hanno difficoltà a muoversi di notte, a tornare a casa. A poco, dicono gli organizzatori, servono le forze dell'ordine se poi non si agisce su altri fronti. Non ha minimamente aiutato quella che è la vita delle persone, anzi andando ad aumentare la militarizzazione, nel contempo a tagliare servizi per le cittadine e i cittadini, non sta facendo altro che peggiorare quella che è la situazione già difficile della nostra città. Alla manifestazione prenderanno parte anche altre associazioni. Quello che succede alle donne e i femminicidi, la conta che facciamo da inizio anno parla chiaro, non viene vissuta come un'emergenza, non abbiamo visto l'urgenza di mettere in campo delle operazioni efficaci che partano dalle scuole e che affrontino tutta la società, ma anche il problema della sicurezza in città va affrontato in questa chiave. Noi non accettiamo la questione che una città possa essere sicura solo con la militarizzazione. Noi crediamo che servizi, negozi aperti, sedi di associazioni aperte rendano le strade più sicure. In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, alcuni sindacati hanno inoltre proclamato lo sciopero generale di 24 ore nel settore pubblico e privato. Il trasporto locale però non sarà interessato dalla manifestazione. Allora abbiamo sentito queste riflessioni di queste donne, ecco, poi vi spiegherò il progetto che sto portando avanti, ecco, assieme al nostro avvocato Pavanetto, perché sono questioni anche molto delicate, io ho le idee ma bisogna dopo avere la massima sicurezza. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe, vai Leone! Ciao Mirella, grazie. Ciao. Allora buona giornata della donna, come dici tu. Grazie. No, festa della donna. Ah, sei bellissima oggi in giallo così. Grazie. Allora, qua noi il problema non l'abbiamo ancora affrontato. Per me non l'abbiamo ancora affrontato. Perché? Perché una donna denuncia, poi si perde tempo, poi questo, poi quell'altro, poi c'è il cavillo. Quando una donna denuncia, quest'uomo tu lo devi prendere subito e portarlo in un centro di educazione. Questo l'ho detto tante volte,
Ma questo non si può fare, perché ha detto un avvocato, siamo un paese di diritto. Bene, allora se siamo un paese di diritto, quando un uomo tu fai un processo per direttissima, subito non devi aspettare che passi tempo, tu lo devi fare un processo subito e appurarti che questo qui ha problemi di rieducazione, perché il problema è l'educazione, il problema è nelle scuole che non si insegna l'educazione civica, questo è il problema di questo paese. Volevo dire una cosa che ho ascoltato in televisione. Allora c'era un ragazzo che era figlio di una donna che è stata ammazzata. Allora il marito di questa donna è andato in prigione, è stato in prigione 11 anni. Quando è venuto fuori loro sono scappati, sono andati in un'altra città, lui e sua sorella. Adesso loro volevano far cremare la madre e portarci le ceneri dove vivono adesso. Allora sono andati in comune e il comune ha detto non si può fare perché il marito deve approvare questa cosa. Ma il marito l'ha ammazzata quella donna. Com'è possibile che uno che ha ammazzato una donna abbia ancora il diritto di decidere dove la donna deve essere sepolta? Ma in che paese siamo? Cioè quando un uomo ammazza una donna non deve perdere qualsiasi diritto su quella donna là. Cioè lui non è più il marito di quella donna là. Non posso credere che questi non possono portare via la madre da lì perché il padre non vuole. E questo qui ha ammazzato la madre e ha preso 11 anni, senza dire che ogni anno aveva permesso premi. E qui non l'abbiamo proprio affrontato questo problema delle donne. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, grazie anche per le parole. Allora, avvocato Pavanetto, come commentiamo questa telefonata, i servizi che abbiamo visto? Prego. Direi che Leone ha colto nel segno, perché dovremmo por mente a quella che è una disposizione legislativa, la 71 del 2020, che è quella che in realtà tutela le vittime, io le chiamo le vittime dirette o collaterali di un crimine violento. Per i figli che rimangono ci sono sostegni, borse di studio, sgravi fiscali. Questo deve portarci a capire che casi di questo tipo vanno denunciati immediatamente, e quello che dice Leone è doppiamente giusto, per il semplice motivo che adesso con il rafforzamento del codice rosso è previsto anche l'arresto in flagranza differita, quindi addirittura basta portare delle prove video, quindi c'è molto da poter fare. Immaginiamo che questo codice rosso presuppone anche un corsi di sensibilizzazione e specializzazione anche per i magistrati stessi o per gli operatori in questo settore. Quindi le leggi ci sono, bisogna non aver paura di denunciare perché poi nessuno viene lasciato solo. E poi l'altro problema, secondo me fondamentale, è quello dell'educazione, ma lì rimandiamo all'ambito scolastico. Potremmo dire anche di più, nella mia esperienza, perché seguo anche, come sai Mirella, io e te assieme seguiamo anche associazioni di questo tipo. Quello che riesco a vedere spesso anche quotidianamente è il dissesto anche della famiglia. Cioè, se noi dobbiamo intenderci che la donna è il vero baluardo, la donna è l'ancora anche della serenità familiare. Ove vi sia difficoltà per la donna, anche i figli crescono violenti perché complice il periodo del Covid o il resto, si vedono sempre più anche liti familiari che degenerano improvvisamente, o comunque tensioni, o figli che, complice la scarsa educazione o complice magari il disagio che si respira in famiglia, non hanno esitazioni a compiere reati o comunque a comportarsi in maniera, come si suol dire, penalmente rilevante. Quindi è tutto un insieme. In realtà, ove la legislazione tutelasse appieno la donna, non farebbe altro che il suo interesse, perché la donna è il baluardo contro determinate illegalità. È per questo che, secondo me, bisogna insistere su questo settore. Avvocato Pavanetto, quello che però io sto cercando di portare avanti appunto con le associazioni, incontrano le associazioni, anzi vorrei far vedere la locandina
Arte e Benessere, ci sarà questo venerdì 8 marzo alle ore 17 all'Ippodromo di Sant'Artemio, dove veramente ci saranno anche relatori molto importanti, ecco, relatori che sanno di cosa si parla, ma soprattutto quello che vorrei far capire è che proprio queste associazioni, queste famiglie, questi genitori, ecco, vogliono scendere in prima linea, ecco, non scendere in politica, scendere in prima linea per dare messaggi agli altri genitori, agli altri uomini, agli altri ragazzi che si comportano male. E chi sono questi genitori? Sono genitori che hanno perso i figli, chi negli incidenti stradali, chi nel lavoro, ecco, oppure femminicidi. Io penso che sia una cosa molto importante parlare a quei genitori che non sentono, a quegli uomini che non sentono, che c'è una necessità di un cambiamento maschile ma che riguarda la famiglia, perché è inutile che la donna cerca di cambiare se l'uomo all'interno della famiglia si comporta sempre alla stessa maniera. E poi il punto di riferimento qual è? È il sindaco. Sì, non c'è niente da fare, perché là va a parare. Dove va a parare, poveretta? Infatti quando prima parlava l'avvocato, il primo pensiero che mi è venuto in mente è la famiglia, più che la scuola. Perché guardi, anche io come sindaco, non è in quanto le decisioni nel paese che devo prendere che sono importanti, ma è anche importante l'esempio che do tutti i giorni con la mia persona nel paese. Alle volte esempi classici, andare piano per le strade, non dire mai parolacce, fermarsi a discutere con qualcuno e questo. Questo deve succedere anche all'interno della famiglia e soprattutto all'interno della famiglia. Perché guardi, a scuola, soprattutto io non ho le superiori e quindi sono limitato dal punto di vista della conoscenza, ma i ragazzi a scuola, se li lasciamo nel loro semplice interesse di amicizia, si comportano bene. Sono gli cattivi esempi che poi portano a grandi problematiche. Quindi giusto quello che hai detto. Purtroppo ci sono dei genitori che hanno avuto delle gravi perdite e ringraziamo Dio che si sono messi in moto per dare un aiuto alle altre famiglie che si possono trovare in queste situazioni. Io, come tu ben sai, ne conosco alcune per alcune situazioni che ho avuto e veramente ho trovato questi genitori favolosi, se posso dirla tutta, perché effettivamente ti coinvolgono sia emotivamente e vengono, come hai detto tu, dal sindaco a chiedere aiuto, e ti coinvolgono anche poi nella realizzazione di questi progetti che poi servono un po' a tutti. Insomma, però sindaco, il problema è che dobbiamo fare anche squadra, perché se ognuno fa il proprio lavoretto oggi poi ci dividiamo, invece la mia idea è quella di portare questo meraviglioso progetto di questi genitori che nonostante questo dolore immenso che non passerà mai, non sarà più la stessa famiglia, non saranno più gli stessi genitori, anche se hanno altri figli, dobbiamo aiutarli e siete voi, io verrò a bussare alla vostra porta, perché sarete voi che dovete convocare queste persone, questi uomini, perché io sono stanca di vedere sempre donne, i convegni, quasi sempre, se non vi riguarda qualcosa, parlo in generale naturalmente, sono sempre molto di più le donne che partecipano che l'uomo mi non va a combattere, non mi interessa sta roba, non voglio, voi dovete insistere, siete voi adesso che dovete lavorare, noi abbiamo già fatto il nostro, noi siamo pronti, adesso siete voi. Mirella da Riese Pio X, vai Mirella. Mirella, ciao, tanti auguri a te e a tutte le donne del mondo, a tutte le donne del mondo. Brava. Prima cosa. Ecco, e dopo devo dire, ci sono donne ammalate che le penso tutti i giorni, ammalate in letto, e donne separate in casa, quelle le penso tutti i giorni. Ecco, non è da pensare solo oggi, tutti i giorni le penso, perché ho una nipote che ha la malattia SLA e pensare ogni volta quando vado a trovarla è un colpo al cuore. Terribile. Terribile. Terribile, Mirella, terribile. Ecco, tutto là. Grazie cara Mirella, un grande abbraccio a te, alla nipote, a tutte queste famiglie che in silenzio stanno cercando di lottare, di portare il loro aiuto, alle volte anche la telefonata e sfogarsi è importante, sindaco, però
La mia proposta è anche questa, anche si parlava prima di sicurezza. Io mi occupo anche di minori e non solo, sto facendo dei percorsi rieducativi. Poi quando ho questi ragazzi che vengono, io li guardo e come ha detto lei, quando li prendi da soli, ti sembra perfino impossibile che abbiano fatto quello che hanno fatto. Guardate, voi non avete idea che noi ci troviamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde di fronte, cioè con sta maschera. Il branco, il branco soprattutto. Ma perché allora, Sindaco, e qua coinvolgo anche l'avvocato Pavanetto, perché questo sarà il mio progetto futuro, naturalmente parlando con gli addetti ai lavori, nella massima sicurezza, non mettiamo in pista proprio questi bulletti, questi ragazzi che hanno sbagliato, ma che forse ognuno va visto a sé, come qualcuno mi ha detto quando sono stata invitata in questi istituti scolastici, si è rivolta ai docenti dicendo: guardate che voi dovete ascoltarci, ognuno di noi ha un suo io. Ecco, forse cercare di andare invece non da quelli bravi, cioè i bravi ragazzi li conosciamo, Sindaco, e lo dico anche all'avvocato, sappiamo dove sono, chi sono. Noi dobbiamo cercare di mettere in riga quelli che non si comportano bene, quelli che stanno giocando con la loro stessa vita, perché si faranno molto male, perché poi arriva anche il penale, faranno male alle famiglie, faranno male a noi, a questi anziani, a questi diversamente giovani che hanno paura di uscire dalla strada, ma anche queste ragazze che hanno paura di prendere i mezzi pubblici. Cioè non possiamo arrivare a questo. Cosa dice, Sindaco? No, ma passa sempre dalla famiglia. Mi spiace di fermarmi su questo atteggiamento, perché noi non possiamo, se non apriamo un colloquio con la famiglia, non possiamo intervenire sul ragazzo. Questo è quello che io ho notato e visto. Dobbiamo come dire, aiutare la famiglia a capire che intanto il ragazzo ha non il sindaco di per sé, ma ci sono assistenti sociali, psicologi, persone adatte a questo tipo di problema. Però bisogna che il passaggio sia sempre tramite la famiglia. È difficile che noi riusciamo a intervenire direttamente sul ragazzo, è quasi impossibile. Forse credo anche, se l'avvocato non so se può darmi un supporto, credo che anche non possiamo proprio farlo così direttamente e questo è un grande impedimento, un po' quello che diceva prima, quando c'è un evento si prende l'uomo, lo si mette in galera così, cioè non è così. Per noi delle istituzioni non è così semplice fare questo tipo di passaggio. Bisogna arrivare a delle denunce, bisogna arrivare a, diciamo così, a delle prove, e queste vanno consegnate alle forze dell'ordine, che sono quelle da poi deputate a intervenire. Guardate che purtroppo la chiamiamo burocrazia, la voglio chiamare così per non chiamarla in altra maniera, ha dei limiti sull'intervento, ha delle garanzie da altri punti di vista, però diciamo sono questioni veramente delicate e gravi anche. Io non lo so la strada più veloce per sistemare le cose, però ho capito che quando si interviene insieme alla famiglia le cose si risolvono. Ecco, questo sì, parlando dei ragazzi. Parlando degli adulti la cosa è un po' diversa. Io sarei più determinato, se posso dirla, alle volte però non è proprio così che funziona, ecco. Però io, se lei mi ha ascoltato, Sindaco, sono andata più in là, perché prima sono partita con i genitori che parlano a queste famiglie, non a quelli bravi, a quelli che ancora non ascoltano. Ma poi c'è un altro passaggio. Noi, associazione, abbiamo anche la presa in carico dove facciamo questi percorsi con questi ragazzi, perché hanno commesso un reato. E il reato al momento, quando non è penale, viene veramente determinato da una serie di lavori che tu puoi scegliere, che è l'inserimento sociale, nei banchi, nelle parrocchie, nei banchi solidali, nelle residenze per anziani.
Ma non li recuperiamo così, sindaco. Ma cosa vuoi che recuperiamo il ragazzo che viene da me un'ora al giorno a dare la borsa della spesa? Ma cosa vuoi che recuperiamo? Parlo di quei ragazzi che sembrano che siano i più bravi, i più fighi del mondo. A portare la nonnina a spasso, che poi trovi la nonnina da una parte e lui sulla colonna che sta telefonando per i cavoli suoi. Questi vanno reinseriti nel contesto sociale. Hai sbagliato tanto, bene, al mattino vai a scuola se sei minore, vieni a prenderti il genitore quando finisci, perché così non fai ancora ulteriori danni che poi paga la comunità. Al pomeriggio scegli una disciplina sportiva, ti fai 2 belle ore vuoi fare a cazzotti, perfetto, ti fai arti marziali, fai quello che vuoi, ti vengo a riprendere e ti porto a casa. Se sei maggiorenne ti faccio lavorare, naturalmente con le associazioni, non da soli, con le associazioni che li hanno in carico, perché li abbiamo in carico, sindaco, non è che abbiamo la famiglia in carico, abbiamo loro in carico, li facciamo lavorare, li facciamo sudare, fanno il bene della comunità e poi si riportano dove si devono riportare. Cosa ne pensa, avvocato? Sì, Mirella, mi trovi d'accordo, nel senso che la tua idea di intercettare il disagio fin dalle sue prime manifestazioni è secondo me sacrosanta, perché se noi interveniamo non appena questi minori manifestano i primi disagi, riusciamo secondo me con percorsi di reinserimento, si chiamano, parafrasiamo, facciamo finta che siano lavori socialmente utili, ma con questi lavori socialmente utili o comunque con queste forme, sempre con questo benedetto e sacrosanto terzo settore che ci dà una mano, noi riusciamo a tirarli fuori, riusciamo a intervenire in quello che è il deficit familiare, perché non dimentichiamoci che se andiamo a vedere le statistiche, un minore su 3 assiste a violenza all'interno dell'ambito familiare. E se questo è il contesto familiare e non riusciamo a intervenire, quel minore, 1 su 3, è destinato a replicare i comportamenti violenti che vede all'interno del nucleo familiare. Quindi assolutamente sì, intervenire subito e intervenire in maniera decisa per far sì che questi ragazzi, noi che siamo ragazzi diversamente giovani, Mirella, alla loro età facevamo 1000 mestieri d'estate per poterci mantenere e poter studiare. Quindi dobbiamo ripercorrere purtroppo quei percorsi che per noi sono stati salutari perché ci hanno dato una educazione, quindi non parlo di educazione d'antan, parlo di un'educazione vera, di un'educazione ancorata ai valori corretti, quelli che ci sono stati trasmessi. Allora sentiamo subito Luciano da Desenzano perché anche il sindaco Favaretto deve andare via. Allora vai Luciano. Buongiorno Mirella. Buongiorno. All'avvocato e anche al sindaco. Grazie. E auguri a tutte le donne dal mondo. Grazie. Tra parentesi. Auguri, ma naturalmente ieri sera ho guardato Bacialli, Luigi Bacialli, no? Sì. Lo guardo fino alle 11:30, ma a un certo punto ho girato su un altro canale, no? E c'era la povera, io le chiamo sindaco, il sindaco di Monfalcone Cinsind, che è minacciata di morte dai musulmani e ha dato i numeri. Ci sono 7.000 donne musulmane a Monfalcone, 7 che lavorano, 7 su 7.000 e poi i mariti non le lasciano andare a scuola, non parlano italiano e tutte queste cose. Purtroppo le nostre italiane, europee, americane, no? Si sono aiutami Mirella, si sono integrate. Integrate. Abbiamo un ministro, primo ministro Meloni donna, Italia, anche altri stati europei, no? Ma questa religione purtroppo ci vorranno 1000 anni prima che diventino un po' libere, tra parentesi. Una bambina di 10 anni mandata a scuola coperta lì col velo, si vedevano solo gli occhi. Questo è il punto. Io vorrei chiedere a voi, al sindaco,
all'avvocato dopo, come si fa a uscire da questa cosa? Che qua in Europa Luciano, ti devo fermare perché sennò il sindaco non riesce a rispondere, che deve scappare. Buongiorno. Comunque sei stato molto chiaro, ti ringrazio. Prego, sindaco. Sì, questa è una situazione veramente... il fatto di minacciare poi il sindaco, la collega di Monfalcone, a cui va tutta che abbiamo la avuto nostra, ospite poco tempo fa. Le nostre dimostranze, diciamo, di vicinanza per quello che le sta succedendo. L'ho vista anch'io quella intervista, molto interessante. E ripeto, io in quella situazione nel mio paese non lo siamo. Anzi, io per esempio, per dirvi la verità, ho delle ragazze di origine algerina e marocchina che per esempio fanno parte della squadra di judo di Salgareda, quindi giocano a pallavolo e a pallacanestro. Abbiamo delle donne che si sono prese la patente. Io stesso quando faccio le cittadinanze dico: guardi, adesso che è cittadina italiana si faccia la patente, vada in cerca di un lavoro, cioè e ho visto anche, sono sincero, la parte maschile tutto sommato collaborativa su questo fatto. Probabilmente hanno capito anche loro che vivendo qui in Italia, che sicuramente lo reputo uno degli stati dove si vive meglio al mondo, e vogliono rimanere qui con i figli, le ragazze, i ragazzi che hanno capito che anche per la moglie deve esserci un'opportunità e di lavoro, perché con la patente questo avviene. Tanto per fare un esempio pratico, praticissimo, perché a volte pensiamo che devono passare su questioni difficili, corsi, no corsi, basta anche avere la patente per poter spostarsi da un paese all'altro per andare in cerca di lavoro, che non è una cosa, o portare i figli a scuola o andarsi a fare la spesa per conto suo. Che non è una banalità. Che non è una banalità. Noi pensiamo che le cose passino per cose incredibili, invece sono le cose normali che si creano in un ambiente familiare semplice, come avviene in tutte le famiglie. Io ripeto, quella situazione così non la conosco, però se continua effettivamente in questo modo è veramente grave. Si può fare molto, sì, e come diceva Mirella, le associazioni, in questo caso per esempio sportive, hanno fatto un lavoro notevolissimo perché questi ragazzi vengono occupati, perché poi i ragazzi e le ragazze che è di religione musulmana, poi si integrano con quelli italiani nello sport. Lo sport loro lo sentono molto importante nella loro famiglia, perché io ci parlo con loro, e quindi questi risultati avvengono proprio perché ci sono molte attività nel paese che possono essere utili e vanno mantenute proprio per questi ragazzi. E poi ho avuto situazioni molto strane, lo dico qui, ovviamente non ne posso parlare direttamente con nomi e cognomi, però li abbiamo risolti con i carabinieri, soliti discorsi con l'assistente sociale, un po' alla volta, con la Caritas, con le associazioni. Bisogna lavorarci, bisogna impegnarsi e lavorare su queste con situazioni. L'associazione Volontari Trasporto, perché si accompagnavano le signore in ospedale a fare le visite che devono fare, cioè c'è un modo di intervenire. Abbiamo fatto i corsi di lingua italiana, avevamo il pulmino, le andavamo a prendere a casa, il dopo scuola per esempio che facciamo in biblioteca a Salgareda, e ringrazio la bibliotecaria e l'assessore alla cultura, hanno organizzato di dopo scuola per questi ragazzi che devono, diciamo così, imparare meglio la lingua e soprattutto aiutare le mamme a farli studiare un po' di più. Tutte queste cose alla fine danno dei grandi risultati che nel territorio si vedono. Perché lei ha investito per integrare, questa è la bisogna investire per integrare, è vero. Non puoi girarti da un'altra parte, perché se ti giri da un'altra parte hai questi casi estremi e non vai a verificare come fare per cercare di riportarli nella normalità e integrarli, non si va da nessuna parte. Allora io perché dico che i banchi alimentari sono molto importanti e ce ne sono tanti, le parrocchie, le associazioni? Perché là vedi, là puoi incontrare il disagio e migliorarlo, ma la politica se ne frega, sindaco. Io in 12 anni che sono in provincia, e sì, c'è il consiglio provinciale, ci sono tutti i partiti, se ho visto 4 politici, 4 dico, in tutti gli anni,
Esetanti, perché non gliene frega niente. Tanto c'è l'associazione che si occupa di questo, poi si mettono il fiore all'occhiello. Abbiamo il banco alimentare in provincia, il bello, l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico in Italia. Sì, chi li ha mai visti? Ha detto questo, allora sentiamo come ci saluta il nostro ospite. Ho un impegno proprio capitato all'ultimo momento. Mirella, grazie dell'invito, sono venuto molto volentieri. Ringrazio anche l'avvocato che è sempre preciso e soprattutto anche chi ci ascolta, perché ho notato anche domande molto interessanti, molto addentro alle problematiche delle istituzioni. Ho notato anche un'altra cosa e questo mi fa molto piacere, il rispetto della cittadinanza verso i sindaci, e questo tutti i sindaci, perché poi noi siamo amministratori e cerchiamo di fare il bene comune nel miglior modo possibile. E questo è un indice di intelligenza anche e guardate, sulla questione donne, il nostro territorio ha fatto passi avanti da gigante, veramente da gigante. Abbiamo personalità importantissime che sono rispettate. C'è una piccola fascia di uomini, non di donne, di uomini che ancora non ha capito. Mica tanto piccolo è il sindaco. No, ma non guardate, no, tanto piccolo è il sindaco, sì, per carità, magari fosse piccolo. Ma come le dicevo prima, quella parte lì degli omicidi è pericolosissima. E quelli che non si sanno? E quelli che non si sanno, in casa? Però credetemi, non è una... non so, spero di non trovarmi a essere smentito proprio domani o altro giorno, però credo che ci sia stata in questi anni una crescita, credo. Pochino, poco sindaco. Grazie al sindaco dottor Andrea Favaretto, sindaco di Salgareda, secondo mandato centrodestra. Sentiamo come ci saluta l'avvocato Luca Pavanetto da San Donato Legato. Avvocato, come ci saluta? Ti saluto con un viva a tutte le donne e un abbraccio virtuale a tutte. Mi piace una frase di una poetessa americana che si chiama Maya Angelou e dice che ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. Ecco, io credo che il rispetto vero sia una lotta che noi uomini dobbiamo fare a braccetto con le nostre donne, perché alla fin fine nati da donna siamo, quindi dobbiamo esserne orgogliosi e tutelarle. Grazie anche all'avvocato Luca Pavanetto, grazie, pubblicità. Siamo col dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta, che questa sera parteciperà anche, sarà relatore ad Arte e Benessere, questo invito che abbiamo fatto a tanti di voi, che si terrà venerdì 8 marzo, oggi alle ore 17 all'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso. Qui devo ringraziare anche il presidente, il dottor Bovo, di averci dato questa possibilità di far capire anche l'importanza di quello che abbiamo anche nella nostra città, questo ippodromo meraviglioso, questo posto dove puoi ammirare sia l'arte e stare anche bene, perché c'è un verde meraviglioso, ci sono i cavalli, perciò Arte e Benessere questa sera, come vedete dalla locandina. Ringrazio anche il dottor Antonio Romeo, collegato con noi da Montebelluna, ecco, che veramente un centro per uomini maltrattanti molto importante, forse è stato uno dei primi a partire. Io mi ricordo tanti anni fa, mi ricordo quel famoso pugno che ci ha fatto alzare tutti dalla sedia, dalla paura che abbiamo preso. È stato un colpo, perché ci ha fatto capire e riflettere su quello che delle volte è anche il disagio psicologico, la paura, che forse è più violenta anche di quella fisica a volte. Allora inizierei proprio dal dottor Casteller. Allora, dottor Casteller, Arte e Benessere, ecco, quando io l'ho invitata a questo evento di questa sera alle 17, ecco, cosa ha pensato? Ecco, cos'è l'arte e benessere messo assieme? Beh, intanto io
voglio ringraziare ancora una volta per l'invito in trasmissione, ma soprattutto a eventi come questi, perché quello che mi ha colpito è aver messo assieme arte e benessere, che spesso è irrazionale, è creativa, con la medicina, che viene attribuita fortemente a una logica di scienza. E questo è illuminante se ci pensiamo bene. In psicologia si parla spesso di arte terapia, del valore del ritratto. Il ritratto che cos'è per un artista poi alla fine? È mettere fuori di sé ciò che lui non accetta. Spesso l'artista quando guarda il ritratto non si riconosce, non dice è mio, però quando l'artista viene a mancare il ricordo di quell'artista passa attraverso ciò che lui non rifiuta di se stesso. Secondo me è geniale l'idea di mettere assieme arte, benessere e medicina. Sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Antonio Romeo. Prego, dottor Romeo. Buongiorno a tutti, buongiorno all'ospite. Mi permetta, Mirella, di fare un augurio a tutte le donne, a lei in primis. Grazie. E un augurio però particolare che non riguarda tanto solo la giornata di oggi, ma io auguro tanta serenità alle donne dal 1 gennaio al 31 dicembre, perché se ci presentiamo oggi con le mimose, le nostre compagne, dopo averle maltrattate per 364 giorni all'anno, credo che le donne che li ricevono in questi casi, se non avessero paura, gliele restituirebbero. Ecco, quindi l'augurio è per tutto l'anno. Fermo, dottor Romeo, ha aggiunto una frase terribile: se non avessero paura. L'ha appena detto. Prego, dottor Romeo. Sì, è così. Io parlo con molte donne e oltre che con molti uomini. Le assicuro che molte donne non lasciano i loro compagni e accettano le mimose solo per paura. E io credo che le donne amano i fiori, ma c'è un fiore che amano più di tutti ed è il rispetto. Non si trova dalle fioraie, si trova nella testa, nel cuore di noi maschi. Se non lo troviamo, è meglio che ci facciamo aiutare per trovarlo. Ecco, venendo alle dichiarazioni del dottor, non vedo il nome, scusi. Casteller. Mirko, ecco. Casteller. Sì, condivido, certo, da sempre l'arte è uno degli strumenti utilissimi per aiutare le persone in tutti i campi. Ci sono proprio delle specializzazioni di arte terapia, musicoterapia, eccetera, assolutamente molto molto positive. Allora, un'altra cosa, dottor Casteller, che vorrei capire: come si può combattere questa paura della donna? Non è semplice, perché è la stessa famiglia, i stessi parenti che le impediscono di liberarsi di questa figura maschile che ha vicino, e ci sono i figli, e cosa ti dicono i vicini, e la scuola, e come fai a vivere con un solo stipendio, se lavora, se non lavora è una tragedia. Ecco, come si fa a liberarsi da questa ghigliottina? Perché diventa una ghigliottina per certe donne e si fa fatica, perché io dico sempre: ma chi se ne frega della panchina che la vedo se dopo non ho il dopo panchina? Scusate per le panchine, ma sapete come la penso. Tanto rispetto per quelli che vogliono anche dare questo messaggio, ma non c'è il dopo panchina, il codice rosso non funziona come dovrebbe funzionare. Dottor Casteller. Uso dei termini un po' pesanti, ma so che in questa trasmissione si possono utilizzare. Io penso che la schiavitù femminile non sia finita ed è rinforzata da degli stereotipi che le famiglie di origine spesso proiettano su questa persona, su queste donne. Ascoltano molto di più ciò che gli altri pensano di loro piuttosto che salvare la propria vita. Quando si è in presenza di paura è il primo grande segnale che c'è qualcosa che non va, ma non solo nel rapporto di coppia, ma anche in noi stessi. Perché tu non puoi avere paura del tuo compagno, perché nel momento in cui tu temi il tuo compagno significa che lui non è più compagno, è qualcos'altro. Ed è qui che devi riuscire a superare. Ci si illude, io lo vedo in terapia, che in qualche modo li si può cambiare, che accudendoli, quasi con una logica infermieristica, l'uomo può cambiare. La famosa croce rossina femminile. Croce rossina femminile. È il più grande errore che può fare una donna. Perché l'uomo ha una gestione della pulsione aggressiva esplosiva. Lo dico sempre, non è progressiva, è esplosiva ed è in un istante. C'è la rabbia che monta a 360 gradi e esplode. È una questione di secondi, di istanti. Quindi tutto quello che noi possiamo costruire attorno a una donna per proteggerla non la proteggerà mai da quell'istante. La protezione verso quell'istante viene da lei.
anche allontanandosi dalla propria famiglia d'origine, anche in alcuni momenti facendo dei sacrifici importanti, lasciando lei i figli pur di salvare la propria vita, anche non valutando i giudizi che la propria famiglia, padre, madre, dà nel concetto di separazione. Perché noi sulla separazione abbiamo proiettato un'immagine fortemente negativa che in alcuni momenti le ha costrette a rimanere in quelle circostanze. Ecco, quando c'è l'aggressione, quando c'è il dolore, quando c'è la violenza, non possiamo illuderci che dei contenitori, anche se importanti, come il matrimonio, siano sicurezza. Non è così. Cioè uno deve allontanarsi dalla situazione di pericolo e lo deve fare, come diceva giustamente il collega, facendosi aiutare. Non devono pensare al giudizio degli altri. La questione economica, il tema della sopravvivenza è diverso dal tema della morte. Con l'aggressione c'è morte, il rischio è proprio di venire a mancare. Ci sono oggi delle dinamiche che comunque aiutano queste donne a poter uscire da situazioni come queste, anche facendo le segnalazioni, perché adesso i sistemi ci sono in qualche modo. Quello che bisogna fare è essere però intellettualmente reali e consapevoli che se l'amore è patologico, questo è il tema, l'amore patologico è un amore devastante, è quell'amore in cui tu sei di mia proprietà, nessuno può toccarti, nessuno può guardarti, però non coltivo il sentimento nei tuoi confronti. Se l'amore è patologico, la prima azione è essere consapevoli che è così e andarsene. Allora, quello che vorrei chiedere anche al dottor Antonio Romeo è perché questo uomo fa così tanta fatica a farsi aiutare? Perché deve essere sempre, quasi sempre, la donna che cerca di fargli capire che deve essere aiutato, che c'è qualcosa che non va nel rapporto prima che finisca in tragedia? E soprattutto io non riesco a capire adesso, ma sempre di più, tutte queste coltellate, non una, due, ma 20, 30, 40... C'è una rabbia cieca di sfigurare questa donna nel corpo, nel volto. Ma cosa succede? Come dice il dottor Casteller, basta un attimo che esploda questa follia, questa rabbia che poi è devastante per la donna. Anzi, proprio muore quasi sempre. Prego. Purtroppo fa parte della nostra natura in parte e soprattutto dal mio punto di vista della nostra cultura. Perché da migliaia di anni, gli uomini fanno violenza sulle donne. Quindi non è un momento perché ci sono i social, perché non ci sono più padri autorevoli, perché la scuola non insegna, per tante ragioni che possono valere ma sono contingenti. Il problema fondamentale, noi come sa a Montebelluna in questo centro, in questo CUAB, Centro per Uomini Autori di Violenza, ce lavoriamo da 10 anni. Quest'anno sono 10 anni. Abbiamo visto centinaia di uomini violenti, anzi autori di violenza. E quello che notiamo è che al di là del fatto contingente, il denominatore comune è proprio un problema in termini di come noi maschi ci confrontiamo con noi stessi, con la nostra virilità, che cos'è un vero maschio. La violenza è semplicemente quando è che uno usa la violenza? Quando non è capace di usare altro, no? Perché ci si può confrontare con il proprio compagno in 3 modi: passivo, aggressivo o assertivo. Il passivo e l'aggressivo sono negativi, l'assertivo è corretto. Non è tanto la differenza di idee tra me e mia moglie che può determinare in me la violenza. Possiamo avere idee opposte per tutta la vita, non c'è problema. L'importante è che ci sia che ci sia soprattutto una cosa tra noi, il rispetto. Se c'è il rispetto possiamo avere opinioni negative su tutto. Il problema è, come diceva il dottor Casteller, che c'è il possesso, controllo, gelosia. Queste 3 cose non hanno nulla a che fare con l'amore. L'amore va di là, controllo, possesso e gelosia manda dall'altra parte. E molte donne confondono queste 3 cose con l'amore, anche ragazze, le assicuro. E quindi qual è la cosa da fare? Lavorare con gli uomini. L'unica cosa che io personalmente, ma anche ormai in tutto il mondo, questi centri per autori di violenza hanno capito, è che l'unica soluzione possibile è lavorare con i maschi per aiutarli ad aiutarsi a dismettere questo patrimonio negativo di stereotipi e quant'altro. Dottor Romeo, la gelosia, lei ha usato questa frase, ma delle volte è gelosia anche di questa donna che è riuscita a diventare forte, che è riuscita a diventare determinata, che è riuscita a occupare dei posti anche importanti nella società
e questo uomo si sente frustrato e diventa geloso di quello che fa quella donna, perché vorrebbe essere lui a farlo e non ci riesce, non ci è riuscito. È la doppia gelosia, non solo la gelosia di questa donna magari anche bella, avvenente, sempre preparata, perché ci tiene tantissimo, e questo uomo che si sente sempre più frustrato perché lei è riuscita a emergere. Prego, e poi voglio sentire anche il dottor Casteller. Prego, dottor Romeo. Certamente sì, l'autonomia della donna scatena nel maschio insicuro, nel maschio pieno della propria pseudo-virilità, perché la virilità non è quella di usare la violenza evidentemente, è un'altra roba. È chiaro, l'autonomia della donna crea nell'uomo contemporaneo questa difficoltà, perché come diceva il dottor Casteller, noi abbiamo un patrimonio di stereotipi, mio nonno, mio padre. Guardi, la maggior parte delle donne subiscono violenza psicologica, non violenza fisica, ok? Lo dico perché abbiamo contatti continui con i centri antiviolenza, questo è il dato, e gli uomini che noi vediamo da 10 anni, la cosa che più ci riportano è la violenza psicologica. Ma quando arrivano dicono: ma io non l'ho mai toccata neanche con un dito, non l'ho mai picchiata. Quando gli si spiega che la svalorizzazione, la colpevolizzazione, le brutte parole, la volgarità, battere il pugno sul tavolo, dare un calcio telecomando, dare i pugni sul muso, chiudere le porte, urlare, intimidire, far paura, questa roba qua fa più male di uno schiaffo, ok? Questa roba qua è terribile per una donna, lo dicono loro. E quando per televisione sentiamo donna di 79 anni si è buttata dalla finestra dal quinto piano, se andassimo a verificare ci accorgeremo che per anni quella donna ha subito fondamentalmente violenza psicologica e o anche fisica. Quella fisica comprende sempre anche quella psicologica. Quella psicologica può esserci anche senza fisica, ma è sullo stesso piano. Quindi noi aiutiamo gli uomini a guardarsi dentro, di aiutarsi a capire come, cioè perché, cosa pensano, cosa provano e cosa fanno, e se questo pensano, provano e fanno è negativo per le donne, gli aiutiamo a cambiare. Abbiamo dato nome, io ho dato nome a questo centro Cambiamento Maschile, perché dobbiamo cambiare testa noi. Dico sempre banalmente, quando è che finirà la violenza sulle donne? Io sono ottimista. Il giorno in cui noi maschi non faremo più violenza sulle donne, è risolto il problema. Allora, sentiamo come commenta il dottor Casteller, cambiamento maschile. Condivido totalmente quello che diceva il dottore e il collega. Allora, io penso ci siano 3 elementi importanti, uno di carattere sociale, uno di carattere fisiologico e uno di carattere antropologico. Perché? Quello sociale è che l'uomo oggi vive un'impotenza importante che non è solo fisica ma è soprattutto sociale. Perché? Perché la donna sta avendo risultati in termini di formazione, scolastici, in termini di posizionamento anche sociale, molto più elevati rispetto a quelli delle figure maschili. Basta guardare i dati universitari. Le laureate sono superiori ai laureati. Il secondo elemento importante, l'encefalo, il cervello dell'uomo non è uguale a quello della donna. Nell'uomo esiste una parte interna, che è il cervello rettileo, definito fisiologicamente, che è più sviluppato di quello della donna. È predisposto all'aggressività nel DNA. Questo non lo giustifica, perché viviamo in una società, però teniamolo presente. Questo. Il terzo elemento è che i quarantenni, trentenni, quarantenni di oggi sono schiacciati tra un modello antico dei propri genitori che erano abituati a vedere le proprie madri magari con un atteggiamento servile nei confronti dei propri padri e contemporaneamente proiettano sulle nuove generazioni, le compagne, un modello simile. Non è più sostenibile. Perché? Perché la donna è andata molto più velocemente nello sviluppo della società. La donna è più veloce dello sviluppo della società, ha avuto risultati, come diceva lei, nella società, nelle posizioni, che ha in qualche modo ridimensionato il ruolo dell'uomo. L'uomo lo deve comprendere, semplicemente deve comprendere che il livello è paritetico e a mio avviso, permettimi, dobbiamo smetterla di dire che il tema è di genere, maschio e femmina, il tema è di competenze. Se le competenze sono superiori, bisogna riconoscerlo e oggi la figura femminile, per lo studio e per la capacità e per la voglia di riuscire nella società, è superiore al maschio. Però c'è un però, questa donna che è riuscita a imporsi dopo tanto sgomitare, però ha dovuto lasciare la famiglia. Sto parlando di questa famiglia che è disgregata, noi abbiamo tantissime separazioni. Non a caso io vi ho raccontato quel ragazzo che ha detto non so più chi è mio padre e mia madre perché ho 6 genitori, fra poco non riesco più a capire 4 o 5 fratelli, sorelle
Ecco, forse però non è riuscita, perché non è stata supportata, a creare l'equilibrio. Nel momento che lei anche rimane da sola con questo ragazzo, con questa ragazza, se non è una madre autorevole, e non è sempre semplice, perché io mi ricordo quella mamma, quella donna che ho intervistato anni fa, che il figlio si è suicidato, ha detto una cosa che io ho molto riflettuto: dai primi anni fino ai 12 anni siamo noi che li accompagniamo, dai 12 anni in poi hanno bisogno della figura maschile. Assieme dobbiamo crescere questa persona. Cosa ne pensa, dottor Romeo? Sì, condivido tutto quello che ha detto il dottor Castelleri e quello che dice lei. Io penso in particolare sui padri e sulle madri. Quando si dice che un maschio viene su male perché o è violento perché la mamma non l'ha educato bene, ecco, io mi permetto di far notare che se la mamma educa bene il ragazzo, ma il papà offende, maltratta o picchia la mamma, chiedo a voi, lasceranno più il segno le parole della mamma o i comportamenti del papà? Quindi la responsabilità dell'educazione di un figlio è di entrambi. Condivido quello che ha detto il dottor Castelleri riguardo al cervello rettiliano. È vero, però giustamente ha detto lui, non giustifica la violenza. Però proviamo a pensarci, quell'influenza è nata migliaia di anni fa, ma dopo di quella roba lì, nel nostro cervello si sono accumulate altre esperienze culturali, no? Rispetto e quant'altro. All'inizio eravamo cannibali, eravamo schiavisti, eravamo razzisti. Razzisti lo siamo ancora oggi in parte, però non siamo più cannibali, non siamo più schiavisti. Cosa vuol dire? Che anche cose che per moltissime migliaia di anni sono state considerate giuste, oggi non sono più. Il diritto, le leggi. Una volta il re, l'imperatore aveva il diritto di vita o di morte su chiunque, no? Quindi prendeva, uccideva, eccetera. In Italia, fino al 1975, il pater familias aveva il diritto di picchiare moglie e figli. Il mio papà, io ho 73 anni, mi ricordo benissimo, il mio papà poteva picchiare me, mia sorella e mia mamma. Riguardo il picchiare mia mamma, la legge cosa diceva? La legge diceva che sì, puoi picchiarla, però basta che non esageri, cioè non è che puoi spaccargli la milza o gli metti un fiore in un occhio, puoi picchiarla ma con moderazione. Quindi 1975, il diritto d'onore è stato tolto nel 1981. Le nostre ripartizioni sono state tolte nel 1981, quindi se ci meravigliamo dell'Afghanistan, non dimentichiamo che pochi anni fa noi eravamo la stessa roba. Quando la Presidente del Consiglio, l'onorevole Meloni, persona in gamba, intelligente, tosta, che studia, si forma e dice il Presidente del Consiglio e non la Presidente, faccio notare che se la Presidente del Consiglio fosse vissuta 300 anni fa non poteva fare solo due cose: nettare a casa e tendere fiori, perché una volta le donne non potevano né studiare né lavorare, come oggi in Afghanistan. Quindi, tornando a noi, il concetto è che la violenza è in capo esclusiva al maschio, non ci sono giustificazioni, se vogliamo possiamo cambiare, la violenza è una scelta e ci sono molti segni premonitori, fisici, di pensiero e di emozioni. E il nostro lavoro consiste nell'aiutare queste persone a vedere per tempo i segnali fisici, emozionali e razionali per interrompere la violenza. Correttissimo quello che ha detto il dottor Castelleri, la prima cosa che una donna deve fare è allontanarsi. Se non si allontana la donna, dovrebbe allontanarsi l'uomo. Noi diciamo agli uomini: se questa sera torni a casa e senti che il tuo corpo ti dà dei segnali, ti parte l'embolo, ti senti nervoso, hai freddo, hai caldo, ti sale la rabbia, gli dici: guarda, mi allontano, i sacri testi parlano di un'ora, mi allontano, non è possibile un'ora, il più possibile, mi allontano perché non voglio trattarti come altre volte, ok? Quindi tanto si può fare, però direi che fondamentalmente il problema è in capo all'uomo, perché la donna, giustamente come il dottor Castelleri, cosa può fare una donna per cambiare un uomo violento? Zero. Niente, non può fare niente, quindi la Croce Rossina va bene in ospedale ma non nella famiglia. Ma allora la mia domanda, dottor Castelleri, è anche questa: cosa può fare un uomo per cambiare un uomo violento? L'amico, il fratello? Perché ci sarà qualcuno che deve mettersi in gioco, perché se veramente ha un comportamento, direi scorretto, diciamola così, di questo uomo, di questo amico al bar dove ti trovi, e poi la risposta è: ma lui è un mattarellone, ma lui viene perdonato tutto, ma non badarci, non è quella la risposta. Questo sguardo non deve essere più quello sguardo, e siete voi uomini che dovete intervenire con questi uomini, non siamo noi. Come ha detto lei, noi non ce la facciamo, non ce la faremo mai. Prego.
alla violenza maschile non viene ancora dato una valutazione così negativa nella società, e questo è il problema. Cioè nel gruppo dei maschi, al bar o nei momenti di aggregazione sociale, non viene considerato l'aggressione maschile nei confronti della donna o della famiglia stessa, cioè in termini di autorità, come un elemento negativo, ma addirittura come un elemento di rispetto. È questo il tema. Allora, in questo gli uomini che cosa possono fare? Rendersi conto, consigliandolo, stando nel gruppo, negli amici, perché poi è questo quello che succede. Uno, quello che diceva il dottore, cioè la possibilità di allontanarsi per un po'. Una volta gli uomini stavano fuori di casa, avevano dei momenti di socializzazione anche abbastanza riservati tra di loro e andavano a contenere quelle che erano forme di aggressività. L'altro elemento importante è che devono controllare assolutamente la loro pulsione sessuale, perché l'inibizione o la non soddisfazione della loro pulsione sessuale alza il testosterone e li rende aggressivi. Le donne sono convinte che non sia così, che sia la questione relazionale, emotiva, sentimentale. Io li vedo in terapia. Nel momento in cui contengono, controllano, non soddisfano i loro desideri sessuali, diventano degli animali. E questa è la verità. Noi non lo diciamo per questione di perbenismo, per questione di etica, per questione di... L'uomo ha degli istinti primari che sono importanti e la mediazione intellettiva e culturale che noi attribuiamo come società evoluta non è sufficiente a contenerli. C'è stato un periodo storico dove le dinamiche di questa società erano ben diverse e c'erano luoghi di aggregazione degli uomini dove l'intensità dello scontro uomo-donna era fortemente ridimensionato. E ci sono paesi nel mondo dove la dinamica dell'aggressione maschile è compensata anche attraverso soddisfazione delle pulsioni sessuali. Dobbiamo dirlo, l'uomo è animalesco, nonostante le donne abbiano questa concezione di vederlo come un soggetto che si può in qualche modo redimere sulla via di Damasco con processi di assistenzialismo infermieristico. Non è così. Abbiamo Livio da Padova. Ciao Livio. Ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, prima il dottor Casteller ha affermato che se l'amore è patologico, perché? E allora io chiedo, perché la donna non si allontana in tempo da questo soggetto? Ecco, volevo solo sapere questo, grazie. Grazie Livio, prego dottor Casteller. Questo, Livio, grazie ancora della domanda, perché è proprio qui. Noi spesso non riusciamo a giustificarlo clinicamente, perché la donna ha, quando l'amore finisce, inizia l'assistenzialismo, l'aiuto, il secondo figlio, quasi il figlio, l'ulteriore figlio nella figura del compagno e del maschio, e quindi il figlio non si abbandona, il figlio non si può lasciare da solo, e quindi questa visione non più di una relazione reale ma una relazione patologica si trasforma in accudimento. Quando diventa accudimento la situazione è pericolosa e la donna non ha il coraggio di lasciarlo da solo. Allora andiamo a vedere, era proprio l'anno scorso che noi non abbiamo parlato solo dei problemi della donna, della violenza sulla donna l'8 marzo, ne abbiamo parlato a luglio e c'era proprio anche il dottor Antonio Romeo. Andiamo a sentire cosa è successo a Villa Margherita l'anno scorso e se c'è stato qualche cambiamento che ha visto e ha affrontato anche per questo cambiamento maschile sia il dottor Romeo che il dottor Casteller. Andiamo a sentire cosa ha detto il dottor Romeo l'anno scorso a Villa Margherita. Si parla di violenza sulle donne, c'è una bella testimonianza di Elisabetta Ferraro che è una sopravvissuta dopo 16 anni di violenze con il suo compagno, anzi con suo marito. E ci sarà una dottoressa del pronto soccorso che quindi parlerà delle donne che vede che subiscono violenza. Io parlerò di questi uomini perché io vedo da molti anni questi uomini e quindi diciamo posso dire chi sono, cosa dicono, cosa pensano, cosa provano e cosa fanno. Ecco, quindi una carrellata su questi uomini sui quali c'è molta disinformazione, perché per molte persone o sono mostri o sono pazzi. Purtroppo non sono né mostri né pazzi, nel senso che nella stragrande maggioranza delle persone sono normali e questo ci fa paura,
perché per noi è facile stigmatizzare uno fuori dalla nostra umanità, ma quando pensiamo che possa essere mio fratello che fa violenza a sua moglie, il mio migliore amico, il mio medico, il mio architetto, il marito, io stesso, ecco, questo ci fa paura e quindi dobbiamo, come dire, esternalizzare la violenza maschile sulle donne su qualcosa che non ci appartiene, perché altrimenti se dovessimo pensare che sia normale ci tremerebbero i polsi. Allora, dottor Romeo, è passato quasi un anno, è cambiato qualcosa oppure tante parole, tanti fatti, ma i femminicidi veramente sono molti, ne abbiamo già 20, siamo ai primi di marzo, gli stupri non ne parliamo, ma forse qualcosa c'è in questa catena che si è interrotta, questa cultura maschilista che veramente colpisce sempre di più la donna che non ha età, perché vediamo ragazzini, vediamo veramente ragazzi, uomini giovani, ma vediamo anche diversamente giovani. Cosa è successo? L'anno scorso non è cambiato molto dal mio punto di vista, continuiamo a vedere uomini, adesso ci rimandano molto di più i giudici tramite il codice rosso, da molti anni ci rimandano anche gli psichiatri, perché hanno capito che non sono pazzi, lo dice da sempre la Società Italiana di Psichiatria, non sono pazzi questi uomini. E quindi dal mio punto di vista non è cambiato molto dall'anno scorso. Diciamo che se ne parla molto di più, ecco, anche per esempio il fatto di Filippo Turrete e di Giulia Cecchettin, che tra l'altro, devo dire, non è stato un femminicidio originale, lo dico, intendiamoci, no? Nel senso, né come si è comportata Giulia né come si è comportato Filippo. Femminicidi come questo ce ne sono a decine, quasi a centinaia ormai. Che cos'è cambiato di questo femminicidio rispetto a tutti gli altri, molti simili a questo? Una cosa sola, banalmente, che questo l'abbiamo visto in televisione. Abbiamo visto per lunghi minuti, per giorni, quella grande punto nera che andava avanti. Abbiamo visto lei che scende dalla macchina, che lui la trascinava, quindi ci hanno pensato che l'aveva picchiata. Abbiamo visto poi lei che ha trovato il corpo in un dirupo. Guardi, in questo senso è stato utile per un verso, però adesso ha creato tanto movimento, giovani, eccetera. Suo padre ha fatto rumore, diciamo. Sì, no, è utile per prendere sempre più coscienza, però ancora una volta abbiamo mantenuto gli stereotipi. Io personalmente, quindi la mia opinione personale è che Filippo Turrete non sia stato incapace di intendere e di volere. Poi vedremo la perizia. Perché io ho visto la premeditazione e come questo ce ne sono tanti altri. Noi abbiamo avuto uomini che hanno tentato di uccidere la moglie, condannati a tantissimi anni. La terza o quarta sera che erano in gruppo, guardando, ci mettiamo in cerchio tutti quanti, guardando negli occhi tutti gli altri, hanno detto: se fosse venuto qui prima non l'avrei fatto, perché hanno detto quella lite che a un certo punto non sono riuscito a controllare, quindi quando la rabbia sale, come diceva il dottor Casteller, sale, se a un certo punto non la blocchiamo, tac, ci scatta, cervello va in pappa e combiniamo quello che combiniamo. Perché ha detto? Perché quella sera che io ho fatto quella cosa non era diversa da quelle che per anni abbiamo vissuto, litigi e quant'altro. Quella sera non sono stato capace di governare la rabbia. Qui ho capito che se fossi venuto qui non l'avrei fatto, quindi c'è molto da fare. Io sono entusiasta del lavoro che facciamo perché è veramente efficace. Pubblicità. Abbiamo in linea Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, allora non sono d'accordo, nel senso che personalmente mi ricordo di aver seguito più di una volta altre situazioni simili o se no uguali seguite da televisione, dai media, però alla fine dei quali non è capitato nulla di particolare. In questo caso qua invece è capitato un discorso nuovo, particolare, molto importante, perché questi due ragazzi giovani che fa parte in un certo senso della cultura universitaria, della cultura molto più aperta e più moderna, cioè i giovani, a differenza degli altri anziani, per loro è una cosa naturale. Adesso non voglio dire che in università o tra i giovani non capita queste cose, capita, ma
in senso molto più maggioritario tra i giovani. Per loro la parità tra ragazzo e ragazza è una cosa normale, naturale. Cioè è assurdo per i giovani pensare che una ragazza intellettualmente parlando o come possibilità sia inferiore o diversa dal ragazzo. Questo è escluso, e in più anche tra i giovani, e questo posso testimoniare perché mi è iniziato giovani tanti anni fa, nel 68, nelle guerre del Vietnam e via parlando, tra i giovani la libertà individuale e il rispetto dell'individuo, anche questa è una roba normale, cioè è una pratica quotidiana, mentale, abituale. È per quello che i giovani e a seguito anche agli anziani che ragionano fortunatamente in un certo modo a creare quel movimento che ancora esiste. Cioè, a me mi fa veramente, scusa il termine, tristezza dire che siccome che la gente le sta bombardando per ore e ore e ore e per giorni e giorni e giorni della televisione e allora si è mossi, no? Cioè, forse sarà stati più bamba a essere stati mossi da questo motivo, ma la maggior parte i giovani e i più adulti che seguono i giovani si è mosso perché per loro queste cose è quotidianità. Cioè un ragazzo e una ragazza, nessuno dei due pensa che l'altro è superiore, può essere più intelligente, migliore, cioè, ma a prescindere, e per loro le libertà individuali e il rispetto della persona è una roba sacra, quotidiana. Cioè con la televisione meno non cambiamo nulla a quel livello lì. E mi penso ancora, purtroppo, che anche qua è una questione di tempo. Quando sarà estinte quelle persone che non ha voglia di modernizzarsi, che non ha voglia di capire, via parlando, e quindi calerà conseguentemente la percentuale di questi adulti incapaci, e al suo posto che sarà di giovani più a posto, più moderni, allora cambierà molte cose. Al momento purtroppo è la vecchia guardia che soprattutto anche non riesce a cambiare e che crea un clima conseguente. Ciao, grazie. Grazie Vladimiro, prego dottor Casteller. Rispetto a questa domanda qua, allora, l'omicidio Cecchettin è diverso solo nella metodologia, nella procedura, nel senso che il feticcio del corpo di Giulia è stato portato in giro per il Veneto e non solo il Veneto, quasi con una difficoltà a distaccarsi dall'immagine di quella ragazza, e perciò sono perfettamente d'accordo con il collega. Il fatto che cambierà la cultura dell'aggressione verso le donne solo e esclusivamente perché si estingueranno alcune generazioni, basta guardare gli altri paesi nel mondo, non è così, assolutamente. Negli Stati Uniti l'aggressione alle donne, che sono circa 10-15 anni più avanti di noi in termini relazionali sociali, è aumentata, anzi è in crescita, per non parlare di Francia, Spagna e Inghilterra. Quindi sembra esserci un fenomeno fortemente diffuso a livello, quantomeno a livello europeo se non internazionale. Quindi c'è un problema di rispetto, e pensare che le nuove generazioni, perché hanno un rapporto di equilibrio, maggiore equilibrio, come ho sentito dire, tra uomini e donne, riescono a contenere l'aggressività, vuol dire non fare i conti con gli istinti primari del maschio. Vuol dire sottovalutarli ancora una volta. Io ribadisco, fatevi aiutare. Si sentiva prima parlare dei gruppi, oppure in alternativa venite in terapia perché possiamo contenere le vostre aggressività. Molti usano i farmaci, io sui farmaci non sono a contrario a priori, però attenzione, perché il farmaco con l'utilizzo nel tempo può creare una dipendenza. Il problema non è quando si usa il farmaco, il problema è quando si smette di usarlo. Perché nel momento in cui si smette di usarlo, dopo un periodo sei stabilizzato o l'aggressione rischia di ritornare in modo significativo e importante. Il farmaco ha degli effetti collaterali, spesso i farmaci per contenere le forme aggressive nei soggetti maschili hanno inibizione sessuale, quindi creano impotenza in alcuni momenti. Queste cose qua innescano meccanismi di controreazioni aggressive. Perciò bisogna un attimo farsi aiutare, c'è una tecnica che io utilizzo in terapia che è l'MDR, tecnica riconosciuta a livello internazionale, e in quel momento lì si può lavorare sull'aggressività di queste persone. Quindi il gruppo che ho sentito prima, la persona che dice se io fossi venuto qua probabilmente non avrei fatto quell'atto, è perché riesci a controllare la tua aggressività. L'aggressività si può controllare, però bisogna insegnarglielo, bisogna insegnare come controllarla. Se invece di controllarla tu rinforzi con le reti sociali, gli amici, il bar, il fatto che tu sei uomo se controlli, tu sei uomo se sei importante, se per
caso gli elementi fondamentali della vita, stabilità lavorativa, difficoltà economica, ti viene messa in discussione, quando tu torni a casa e la compagna che dice ma ce la facciamo, ma sei sicuro che riusciamo a gestire la famiglia, tu ti senti giudicato e aggredisci. Allora andiamo a vedere invece cosa stanno facendo in certe scuole, molto importante questa, io direi proprio che bisogna anche partire da là, andiamo alle scuole medie con le mimose, andiamo a vedere. All'8 marzo questi ragazzi avranno a disposizione dei rametti di mimosa che sono stati donati da alcune famiglie che avevano a casa gli alberi, e quello che insomma non si è riusciti a reperire in questo modo è stato acquistato chiedendo una piccola quota alle famiglie. Questi rametti appunto verranno donati dai ragazzi alle proprie compagne e anche al personale scolastico. Un rametto di mimosa regalato alle compagne di scuola è l'iniziativa nata da un gruppo di genitori della scuola media Felicent di Treviso. Qui e nell'altra secondaria dell'Istituto Comprensivo 3 Mantegna, l'8 marzo entrerà il fiore simbolo della festa delle donne, che diventa un mezzo per riflettere sulla gentilezza, sulla differenza di genere in termini di rispetto. In base all'osservazione di alcune dinamiche tra i ragazzi che già a quest'età sono attivi nei social e dove trovano l'immagine della donna spesso stereotipata o comunque catalogata in base ad alcune caratteristiche e mai nella sua completezza, nella sua interezza. La scuola, messa al corrente dell'iniziativa, in quell'occasione organizzerà dei momenti di discussione durante l'orario scolastico. E attraverso gli insegnanti affronterà certi argomenti anche durante l'orario scolastico, quindi non è un gesto fine a se stesso. Un piccolo gesto per un grande obiettivo, ricordando anche il valore storico della mimosa, il fiore che i partigiani donavano alle staffette, ma anche simbolo di battaglie di emancipazione come il diritto familiare, l'uguaglianza tra la donna e l'uomo anche sul posto di lavoro. Speriamo appunto che i ragazzi recepiscano questo messaggio e confidiamo in loro, confidiamo nella nuova generazione affinché questa lotta possa effettivamente trovare un riscontro e i suoi frutti. Io l'ho trovato molto significativo questo gesto che hanno organizzato sulle scuole medie, su questa scuola in particolare la Felicent, di questa insegnante. Lei cosa ne pensa, dottor Castellari? Veramente interessante e bello e stimolante, perché la mimosa rappresenta un passaggio di emozioni e quindi in qualche modo è un messaggio: ti proteggo, ti aiuto, e rimane nel tempo, perché noi ricordiamo veramente, la nostra memoria percepisce e incamera attraverso le emozioni. Quelle che rimangono nella storia, nella nostra storia, nel nostro vissuto, sono le emozioni, anche negative, non solo positive. Questo rimarrà per sempre, questo gesto qua. Questo rimarrà veramente per sempre. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Romeo. Ecco, da piccoli iniziare il rispetto. Io mi ricordo che ho visto un video dove si diceva a questi ragazzini, bambini: dai uno schiaffo alla tua compagna. E loro guardavano e dicevano no. Perché no? Dai uno schiaffo alla tua compagna. Non ci riesco. Non ce la faccio. Non ci riesco. No, il confine. Ecco, il confine. Anzi, guardavano questa bambina perché erano piccoli, proprio come anche con uno sguardo di difesa. Non ci riesco proprio. Ecco, forse da bambini iniziale, ma ho capito, ma prima che diventano grandi iniziamo anche dai grandi, però, perché sì, nelle scuole, ma i gesti vanno anche fatti dagli adulti con le loro compagne, con le loro mogli, con le loro madri, anche con le loro nonne, che forse troppo spesso dimenticate. Ecco, questo gesto, basta un fiore, non è in sé la mimosa, è il gesto. Delle volte basta anche un bacio, una carezza, un abbraccio. Eppure si fa poco, i ragazzi ricevono poco affetto, i diversamente giovani lo stesso, famiglie molti separati, baci e abbracci se ne vedono ben poco. Ma cosa possiamo pretendere da questi ragazzi, ecco, che stanno diventando adulti con gli esempi che hanno? Prego, dottor Romeo. Io rispetto le opinioni di tutti, ma quel signore che prima ha chiamato, ecco, in realtà le cose stanno in modo molto diverso. Io vado nelle scuole superiori da 10 anni. Ma non lo dico solo io, ma lo dice anche l'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza. Oggi la violenza tra gli adolescenti è in forte aumento e, sentendo le storie di ragazzi e ragazze, molti ragazzi riconoscono che c'è anche tra di loro questa violenza.
il discorso dei fiori della scuola è bellissimo. Se educhiamo i maschi fin da piccoli alla gentilezza, siamo sulla buona strada. Al tirar fuori le emozioni, siamo sulla buona strada. Riconoscere le emozioni una per una e non pensare che l'unica che ci possiamo permettere è la rabbia, perché è l'unica emozione virile, va benissimo. Perché i bambini maschi, i ragazzi maschi, gli uomini maschi fanno fatica a essere gentili? La mia opinione è questa, che la gentilezza fa parte del mondo femminile e tutto ciò che ricorda il femminile per un vero uomo non va bene, non buono, ok? Cosa si dice di un ragazzo gentile? O ti si gay o ti si mona, tanto ci capiamo, siamo tutti veneti. La verità è che se noi maschi riuscissimo a acquisire la quintessenza della donna, che è la femminilità, ecco, già adesso chissà quante chiamate, ma sito amato, sito gay, no, sto dicendo una cosa fondamentale. Se noi maschi apprendessimo, bella la canzone di Mia Martini, perché gli uomini che nascono dalle donne non sono come noi? Ecco, nel momento in cui noi rassomiglieremo alle donne, almeno sul piano della gentilezza, credo che sarà un forte passo verso la non violenza, perché fondamentalmente noi maschi ci sono tutta una serie di stereotipi per cui un vero uomo è fatto in un certo modo, balle, tutti abbiamo le emozioni, tutti abbiamo paura, gioia, tristezza e rabbia. La verità è che le donne fanno meno violenza, anche se oggi non anche quella femminile. La domanda è, al di là del cervello rettiliano, verissimo, però c'è anche un fatto di stereotipi, di educazione, soprattutto di cos'è per me, Antonio, essere un vero uomo. Se un vero uomo è uno che non chiede mai, uno che non è, sì che è un vero uomo, quindi con le caratteristiche del macho, sbaglio strada, ok? Allora, dottor Casteller, però molte ragazze, anche giovani, non apprezzano molto questa eccessiva femminilità che sta vivendo questo ragazzo, questo uomo, questa esagerazione nell'essere perfetto, senza peli, sopracciglia, levigato. Ecco, non viene accettato anche da molte ragazze. Ecco, l'uomo deve essere uomo. Lei cosa dice? Anche questo influisce. Cosa vuol fare questo maschio che sta diventando un po' troppo femminile? Questo lo dicono certe donne. Il termine vero uomo, tra l'altro l'espressione dialettale de vero è vetro, cioè è fragile, salta, cade per terra, si rompe, e mai come in questo periodo storico rappresenta la realtà. E cosa sta succedendo? Si è invertito il processo. Una volta erano le donne che per accreditarsi socialmente imitavano il comportamento maschile. Oggi gli uomini che vedono, soprattutto in alcune generazioni, vedono nella donna una forza, tendono a imitare anche esteticamente la figura femminile. Quindi si sta creando una fluidità, non solo sociale, ma anche sessuale, che non individua più alcuni stereotipi. Però la mente umana che cosa fa? La donna ha nelle proprie origini, nei propri fondamentali, come l'uomo ha quegli elementi sociali, dicevamo, dell'aggressione, il tema della conservazione della specie è innato e lei sa benissimo con chi deve conservare la specie e il meccanismo è di difesa. Succede quello che dice lei. Ci sono molte donne, molte ragazze che non si identificano nei confronti di queste figure maschili, che sono figure che imitano, attenzione, non sto parlando di omosessualità, imitano il comportamento femminile e perdono quelli che sono i fondamentali che gli vengono attribuiti. Che non vuol dire essere aggressivi, attenzione, ma vuol dire ad esempio essere un uomo che ha una stabilità morale, etica, il comportamento, anche fisionomicamente si presenta come un elemento su cui una donna può puntare la propria esistenza, può credere nella propria esistenza, può fare una famiglia, perché noi dovremmo fare gli auguri non al concetto di donna generico, ma a tutte coloro che ci hanno generato i nostri figli e dando la vita spesso non hanno il rispetto per la loro vita. È questo il punto chiave. Sentiamo anche come commenta e come ci saluta il dottor Antonio Romeo, perché il tempo è finito con voi. Prego, dottor Romeo. Allora, dopo aver visto centinaia di maschi, quello che concludiamo nelle osservazioni di loro tutti i giorni è questo, che quando noi gli aiutiamo ad aiutarsi a pensare a essere maschio in un altro modo, maschio sì, maschilista no, questa persona cambia. Arrivano dicendo tutta colpa di mia moglie che mi provoca tutto, e adesso dicendo anche se mia moglie mi provocava
potevano usare violenza. Il discorso dei ragazzi che oggi appaiono effeminati, non mi riferivo evidentemente a un eccesso, ma semplicemente ad alcune caratteristiche dell'essere umano, che sono educazione, rispetto, gentilezza, via discorrendo, che si ritengono prettamente femminili. No, un uomo può essere anche un vero macho, ma essere educato, gentile, accogliente, non violento. Tutto qua. Grazie al dottor Antonio Romeo, grazie al Cambiamento Maschile, grazie anche al dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta. Ricordiamo veramente a queste donne, ma soprattutto agli uomini, che veramente dovete essere voi maschi, voi uomini, voi figure maschili a intraprendere questo percorso di rinnovamento anche culturale negli uomini. Ecco, questo è quello che penso io e spero che questo verrà fatto. Sempre più uomini che si mettono in prima linea per combattere le aggressività maschili. Grazie, pubblicità. Abbiamo iniziato con gli uomini, però abbiamo anche una donna in chiusura, abbiamo Rebecca Zanchetta, istruttore di polizia locale, segue iniziative connesse all'educazione stradale, di civiltà nelle scuole. Buongiorno, grazie di essere qui. Allora, cosa ci racconta questa Buongiorno Mirella, che sta sgomitando per cercare di trovare un posto al sole? Abbiamo dei numeri, ma non numeri abbastanza da farci stare tranquille, ma soprattutto questo uomo che non accetta il cambiamento maschile, che fa fatica a capire di essere anche aiutato, che si reca poco nei centri dove veramente ci sono delle persone competenti che potrebbero anche fermare questo stillicidio di uomini che massacrano di botte psicologicamente, che le uccidono. Come vede la situazione, dottoressa Zanchetta? Sì, è una situazione in divenire, non è un problema attuale, è solamente un problema che c'è sempre stato. E quello che abbiamo adesso sono magari degli strumenti in più, strumenti di maggiore consapevolezza e quindi di informazione per poter intervenire e agire. Sicuramente il lavoro che stiamo facendo anche io con i miei colleghi, siamo un gruppo di 12 operatori di polizia locale nelle scuole, che andiamo con l'educazione alla civiltà e formiamo, cerchiamo di trasmettere, di creare una relazione su quello che è la legalità, il rispetto. Noi auspichiamo che sia utile anche per questo tipo di obiettivo, perché lì nelle classi, soprattutto negli istituti superiori a cui andiamo della città, incontriamo ragazze e ragazzi e insieme andiamo a intessere un dialogo con loro anche su questi temi, perché quando si parla ad esempio di bullismo e cyberbullismo, che è una tematica attuale, non dimentichiamo che prima di arrivare a quella che è la violenza, proprio come viene citata proprio dalla norma, c'è una forma di bullismo sessuale ed è una forma a cui magari fino a qualche tempo fa non si pensava potesse essere questo, ma in realtà anche solo magari ogni mattina, ogni giorno passa una donna o una ragazza, una studentessa e ogni giorno deve ascoltare anche solo un apprezzamento con un fischio, quella è una forma di bullismo sessuale. Ecco, questo noi continuiamo a comunicarlo ai ragazzi perché crediamo di dover intervenire proprio lì, proprio quando sono più piccoli anche. Noi abbiamo visto prima questo servizio molto bello alle scuole Felicent, dove questi ragazzini assieme ai loro genitori hanno confezionato questi rametti di mimosa per regalarlo alle loro compagne. L'ho trovato bellissimo, avevano anche 2 esperti, non so se lei era collegata e ha visto il servizio che abbiamo mandato in onda, ma soprattutto è da là che si parte. Ecco, questo gesto non è la mimosa in sé, è questo ricordo che rimarrà per sempre indelebile, che si ricorderanno di questo gesto di affetto. Però io ho abbinato anche un video che ho visto e ho trasmesso in trasmissione, dottoressa Zanchetta,
quando è stato chiesto a questi bambini, a questi piccoli ragazzini di dare uno schiaffo alla loro amica, alla loro compagna, si sono rifiutati. E la parola era: no, non ce la faccio, non riesco. Piccolissimi, ma con una tenerezza incredibile. No, non riesco proprio a dare un... Ma dai, daglielo, devi darglielo. No, non riesco, non lo farei mai. Penso che ne ho visto uno, ma anche non è stato neanche uno schiaffo forte. Ecco, forse da piccoli, ma in attesa che crescano questi piccoli con la schiena dritta, con rispetto, coi valori. A quelli non bravi, perché smettiamola di dire che sono tutti bravi ragazzi, non è così, non sono bravi ragazzi, è sempre la famiglia che dà colpa alla scuola. Io penso che tutti devono fare le squadre, anche voi che state facendo il massimo, ecco, forse siete ascoltati poco eppure entrate nelle scuole, ma se dopo questo ragazzo va a casa e si ritrova una famiglia che non è una famiglia, tutto l'insegnamento si perde, perché poi il riferimento rimane la famiglia, rimane il genitore e soprattutto il maschio. Questa è la verità, purtroppo, perché io sento dei ragazzini che usano delle parole con le loro mamme che sono inaccettabili. Io non so, e mi rivolgo e faccio l'appello a queste mamme: donne, cercate anche di farvi rispettare, perché se iniziate da piccoli a farvi dire certe parole, poi il lavoro che abbiamo fatto va perso. Prego, dottoressa Zanchetta. Sì, ma sono d'accordo con lei. Cioè, gli adulti che devono fare rete proprio per questi ragazzi che sono in crescita sono tanti e diversi. Quindi gli insegnanti, noi come forze di polizia, poi i genitori, le famiglie che devono essere coinvolte, gli allenatori sportivi, eccetera. È importante che ci sia una sinergia e non a caso, infatti, già da aprile, noi che di solito andiamo nelle scuole, cominceremo proprio con un primo istituto a fare delle riunioni che non coinvolgono solo gli studenti, ma anche i genitori. Iniziamo a coinvolgerli perché ci siamo resi conto proprio che certi temi vengono affrontati in classe, ma i ragazzi dicono che poi, come ha detto lei Mirella, a casa non c'è lo stesso modo di agire, per cui si è sempre detto che si impara dall'esempio, e se fin da piccoli respirano un certo clima, una certa dinamica, anche una certa modalità di gestire le relazioni, i conflitti e le dinamiche stesse, ecco che crolla tutto, perché a loro stessi manca un pezzo. Quindi sì, è sicuramente necessario intervenire con le famiglie e con i genitori, che non abbiano paura di mettersi in confronto, di mettersi in gioco e che trovino il tempo, perché molto spesso i genitori non hanno il tempo, perché materialmente c'è sempre un sacco da fare, ma questo è importante dedicare ed è un investimento questo tipo di tempo. Abbiamo cercato infatti un orario in modo che i genitori possano partecipare il più possibile, e speriamo di avere un grande riscontro in modo da diffondere anche questa iniziativa anche negli altri istituti scolastici. Adesso ad aprile proprio cominceremo. Allora, dottoressa Zanchetta, è anche vero però che questa polvere sotto il tappeto che cercano di mettere diversi genitori, non tutti, perché io non voglio fare di tutta un'erba un fascio, perché ci sono dei bravissimi genitori e delle bravissime famiglie, un certo momento questa polvere esce, e quando esce la polvere dal tappeto non ce n'è per nessuno, perché questa polvere ti soffoca. Ecco, tu dovrai prima o dopo affrontare l'argomento, e questo argomento sarà molto importante, perché viene messa in discussione la tua famiglia, la tua generatorialità. Però, dottoressa Zanchetta, quella che vedo, io ho avuto un sindaco proprio l'altro giorno ospite che ha detto: nonostante che io facessi vedere il video di suo figlio, sto parlando di un paese, non di una grande città, che stava commettendo questo reato, questo genitore continuava a dire: non è mio figlio, ti stai sbagliando. Ma come non è tuo figlio? Ma come fai a dirmi che non è tuo figlio? Ci conosciamo tutti? No, questo non è mio figlio. Ma fino a quando si può difendere l'indifendibile, dottoressa Zanchetta? Perché non regge più, perché poi questo fa male alla società, alla comunità,
perché sono pochi i ragazzi, lo dico sempre, che fanno queste cose, però riescono a prendere l'attenzione, riescono ad avere il supporto del gruppo, del branco, che vede e non parla, che filma ma non denuncia. Ma allora cosa facciamo? Continuiamo a rincorrere questi genitori che non vogliono essere presenti, oppure ci mettiamo tutti in gioco, cerchiamo di far squadra per limitare questi assalti che ci sono? Io non posso sentire l'anziano che ha paura di uscire alle 15 o alle 16 del pomeriggio perché può trovare chissà cosa. Non posso sentire la ragazza che dice ho paura di prendere i mezzi pubblici perché non so cosa mi capita, mi fanno paura. Non può essere che un branco di ragazzini tenga in ostaggio voi, i sindaci, la comunità. Prego, dottoressa. No, infatti sono d'accordo. Sì, quello che mi ha descritto del genitore che non accetta la realtà può essere dovuto a due casi. Uno, proprio la grande difficoltà ad accettare di vedere quello che è il figlio, la propria creatura agire in questo modo, e lì bisogna intervenire nel caso specifico, con il genitore specifico. Poi c'è anche un'altra cosa che noi notiamo, che c'è anche una divergenza di comportamento, di atteggiamento fuori e dentro casa. E proprio perché non c'è la sinergia di adulti educatori, e quindi i ragazzi si accorgono che magari c'è proprio una separazione tra il mondo scuola, istituzioni e casa, e i ragazzi imparano ad indossare delle maschere. Questo lo imparano, e quindi ecco che quello che sembra un ragazzino di un certo tipo fuori si comporta in un certo modo. È importante, mi sento di dire anche come genitore, non aver paura di vedere quello che c'è e non sentirsi soli in questo, perché se si chiede aiuto ci siamo come istituzioni. Non aver paura, non vergognarsi di rendersi conto che c'è tutto un altro mondo dietro, e soprattutto tenere il controllo di quello che è il mondo, ad esempio web. Andiamo anche in questo argomento, perché quello che c'è dentro il cellulare del proprio figlio è un mondo, e non bisogna fermarsi in superficie, bisogna farsi aiutare se non si hanno gli strumenti, ma tenere sotto controllo. Molto spesso i ragazzi in classe ci dicono proprio che vorrebbero a volte che i genitori gli chiedessero di più. Sembra quasi strano, però sono degli adolescenti, hanno bisogno del riscontro dei loro genitori, anche se vanno comunque a cercare quella che è un'autonomia, la ribellione per andare comunque a definire se stessi, però d'altro canto si sentono fragili, hanno bisogno che ci sia qualcuno che metta dei paletti e che indichi la strada. Anche se loro si ribelleranno a questi paletti, in realtà ne hanno tanto bisogno, e a volte proprio lo riconoscono, ce lo dicono. Molto chiara, dottoressa Zanchetta. Ringrazio e saluto anche il dottor Francesco Calia di Pinto, artista di arte contemporanea, che ha ideato, vediamo che la locandina che ci sarà oggi pomeriggio alle 17 all'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso, arte e benessere. Pensate che belle queste parole. Io ringrazierò sempre il dottor Calia di Pinto per aver avuto questa idea meravigliosa, dopo tanto dolore, dei presepi proprio per ricordare Giulia Cecchettini e non solo, tutti questi genitori che hanno perso i loro figli, questo dramma che noi viviamo e abbiamo vissuto. Ha deciso di continuare in questo percorso. Momentaneamente non siamo a Villa Margherita, ma siamo all'Ippodromo Sant'Artemio, uno spazio bellissimo con arte e benessere, implicazioni in ambito medico e sociale. Prego, dottor Di Pinto, grazie di essere qui. Grazie a te Mirella, buongiorno a tutti. Sì, è un'idea che mi è venuta per due motivazioni fondamentali. La prima perché io, come hai detto, sono un medico, quindi bene o male il benessere fa parte sotto molte sfaccettature di quella che è la mia professione.
E arte perché, come hai appunto ricordato, ho questa bellissima passione della pittura e del dipingere. E nel mio corso di medico, ma anche nel mio corso della vita naturale, ho capito che probabilmente c'è una grande connessione tra l'arte e il benessere, ed è qualcosa che in realtà noi abbiamo già scoperto sin da tantissimi anni. Ma se noi solamente pensiamo che molti riti tribali di una volta, come la danza, la musica o questi tatuaggi, i graffiti servivano proprio per curare, per cercare di portare via il male, qualunque esso fosse, sia di tipo spirituale, sia di tipo fisico, e quindi è qualcosa che è sempre esistito sin dalla nostra nascita. È chiaro che c'è una grande evoluzione sia dal punto di vista della medicina che dal punto di vista dell'arte, e l'altro motivo per cui ho proposto a te questa idea, che poi non ho avuto neanche il tempo di provare a terminare l'idea, che la Mirella aveva già praticamente programmato tutto, vabbè, ma questo lo conosciamo, è il concetto di come l'associazionismo, infatti io spero che siano presenti molte associazioni, di cui alcune ne abbiamo conosciute, possa in qualche modo favorire con l'informazione e con la tessitura di una rete un substrato sociale che serva ad informare e a spiegare ai molti come questa connessione arte e benessere possa servire a molte persone che hanno dei disagi in generale. Soprattutto anche l'aggressività, staccare la spina. Delle volte diceva il dottor Casteller prima che nella sua terapia fa i colori. Quando tu guardi un colore e ti identifichi in quel colore, già riesci a staccare la spina dall'aggressività. È molto importante. Grazie dottor Calia Di Pinto. Sentiamo Antonietta da Padova. Ciao Antonietta. Signora Mirella, buongiorno, intanto la ringrazio molto della sua trasmissione. Io volevo dire una cosa, io sono d'accordo quasi tutto di quello che hanno detto stamattina, però le dico che per me il mio è solo il rispetto. Se loro cominciano da bambini, dentro nella scuola, fuori, casa, dappertutto, insegnare il rispetto, perché quando c'è rispetto si va avanti bene, ma quando su una famiglia cominciano, basta una persona dire vai là perché mi disturbi, basta, è finita. Grazie Antonietta. Guardi, io lo so, è anche un'altra cosa. Quando un marito dice alla moglie tu devi fare quello che voglio io perché siamo sposati, vede, anche là non va esatto. Bene. Non va bene. Grazie Antonietta, molto chiara, ti ringrazio, sono telefonate importanti, riflessioni importanti, ma la mia domanda è, dottor Francesco Calia Di Pinto, ma questi uomini qualche volta arriveranno in ospedale, questi aggressivi, quando sono su questi letti, voi vedete che c'è qualcosa che non va, questa aggressività che bene o male poi dovrebbe trasparire dal comportamento, ecco come diceva giustamente Antonietta, che manca di rispetto, ma sono in ospedale, mancano ancora di rispetto oppure voi li vedete proprio in maniera diversa? Perché poi emergerà qualcosa quando fate le domande, voi li guardate negli occhi questi uomini, queste persone, c'è qualcosa che non va? Prego, dottor Di Pinto. Beh, sicuramente quando noi visitiamo i pazienti riusciamo a riconoscere chi ha un atteggiamento un po' più aggressivo o se non aggressivo, perché normalmente i pazienti che vengono da noi vengono perché hanno un problema, quindi hanno già una predisposizione ad aver bisogno, ad accettare, e quindi si mette in una condizione di ascolto e di tolleranza. Però è vero che sempre di più, anche nelle nostre semplici visite ambulatoriali, noi troviamo una certa aggressività, troviamo una certa chiamiamola così, intolleranza e non accettazione di quelle che sono le tue idee, di quello che può essere secondo te la soluzione ai problemi, perché molti di questi pazienti arrivano già con l'idea
di avere una cura già pronta e già fatta che deve soddisfare le loro esigenze, per cui è difficile spiegare ai pazienti talvolta che una cosa è una cura fatta apposta per la persona e che è una cura seguita e dovuta ad una letteratura scientifica, e una cosa è una cura che molto spesso invece viene tramandata tra amici, parenti, e tutto questo rende le cose molto più difficili. Il Covid, devo dire la verità, ha scatenato quelli che erano i disagi e quei piccoli disturbi mentali, per cui c'è un aumento dell'aggressività interiore, non solo fisica ma proprio interiore, di molti pazienti, ma di tutte le persone in generale. Allora, dottoressa Zanchetta, come commenta queste parole anche di questa telefonata? Anche voi molte volte, quando cercate anche di fermare queste persone, venite aggrediti, venite veramente, delle volte noi ci domandiamo: ma com'è possibile tutta questa aggressività? Ma è drogato? Ma ha bevuto? No, ma c'è anche un'aggressività di fondo, l'hanno detta prima gli esperti. Prego, dottoressa. Sì, è vero, c'è un'aggressività di fondo, c'è un'abitudine a non saper gestire le emozioni, secondo me. Sì, sono d'accordo con quello che ha detto il dottore. In effetti dopo il Covid si sono registrati maggiori casi di questa tipologia di comportamento, e quello che è successo non ci siamo resi conto quanto era sotteso e che adesso sta esplodendo. Questo sì, è un problema che ci siamo resi conto che c'è e che bisogna attivarsi, insomma, per gestire. L'aggressività, quando si scatena in certi frangenti, in effetti non è, io sto pensando anche ai ragazzi in classe, che molti insegnanti mi dicono che ci sono sempre più casi di reazioni che sono, come diceva la signora Antonietta, reazioni di non rispetto, ma anche reazioni di una rabbia che è proprio repressa. Quindi questo è il lavoro che si cerca di fare. Quando ci sono queste situazioni, il progetto che stiamo attivando da qualche anno, soprattutto da dopo il Covid, è quello del tutoraggio. Cioè ci sono degli studenti, una parte che vengono proprio segnalati dal consiglio di classe, ma anche alcuni che sentono che spontaneamente hanno voglia di partecipare, che passano delle giornate, dei pomeriggi o delle mattine proprio qui nel comando di polizia locale con noi. Questo è anche perché proviamo a far vedere che l'autorità intanto non è distante, è vicina, ma anche a far vedere le situazioni dal nostro punto di vista. E gli insegnanti ci hanno dato un riscontro positivo, cioè di quelle persone che gestivano certe situazioni in un certo modo, quindi con rabbia, con aggressività e con violenza, e dimostravano dei disagi che non erano comunque patologici, ecco che con questo tipo di attività hanno potuto anche spostare il loro punto di vista e cambiare un po' l'atteggiamento. Il famoso cambiamento maschile che si spera venga fatto, venga messo in pratica, perché veramente non ne possiamo più. Noi non possiamo aprire il 2024 con dei stupri che sono aumentati, con 20 femminicidi, è una cosa pazzesca, ma soprattutto le aggressività che vediamo rispetto a una persona che non sta facendo niente solo perché ti attraversa la strada, è una cosa veramente incredibile. Ecco, dottore, anche arte e benessere, ecco, applicare l'arte e benessere vuol dire implicare un ambito medico e sociale, vuol dire metterti in gioco, vuol dire che devi fare squadra, che devi entrare in comunità. Prego. Esattamente. Arte e benessere significa esattamente questo. Primo, si è visto che attraverso l'esercizio delle espressioni artistiche, che possono essere scultura, pittura, musica, danza, la prima cosa che è stato studiato è che questi riescono a gestire le tue emozioni. Parlava prima la dottoressa Zanchetta di persone che non riescono a gestire le proprie emozioni. Esatto, uno dei primi effetti dell'espressione artistica
significa è proprio quella di riuscire a gestire le emozioni e a placare lo stress. Questo avviene anche attraverso dei meccanismi chimici che elevano alcuni ormoni o abbassano alcuni ormoni, che sono proprio deputati alla gestione dello stress. E in più comunità, hai citato questo vocabolo. Comunità perché? Specialmente andare a vedere insieme una mostra, visionare dei quadri, dipingere insieme, crea comunità, crea gruppo, crea appartenenza, dimostra che tu sei in grado di eseguire delle cose che magari non pensavi di essere in grado di fare. Quindi questo significa autostima, questo significa migliorare il tuo stato sociale e la tua salute. Però è anche vero, prima parlavano molto i miei ospiti di famiglia, ho avuto anche il dottor Favaretto, sindaco di Salgareda, ho avuto anche l'avvocato Pavanetto. Famiglia, bisogna lavorare sulla famiglia. Ma quanto difficile è, dottoressa Zanchetta, lavorare sulla famiglia? Quale famiglia? Perché noi parliamo di ragazzi che si ritrovano, come mi hanno detto, io parlo molto con loro e non so il perché riesco anche delle volte a sapere delle cose incredibili, e si ritrovano ad avere più genitori, si ritrovano ad avere fratelli e sorelle che loro non riconoscono, ecco, fanno fatica alla separazione, questa separazione che viene fatta senza coinvolgerli, me lo dicono loro, dottoressa, io non sapevo niente che i miei si stavano dividendo, l'ho saputo all'ultimo momento, ma cosa siamo, degli oggetti? Ecco, fanno fatica ad accettare la separazione perché quelli sono i loro genitori, quella è la loro famiglia, si adattano ma non accettano, non tutti, ma poi li vediamo in certe azioni che commettono. Prego, dottoressa Zanchetta. Eh sì, ed è proprio da queste situazioni che poi si scatena, cioè quando loro non si sentono riconosciuti, perché se non sono resi partecipi di scelte dei loro genitori, che sono però scelte familiari, che vanno a coinvolgere anche loro, se non si sentono riconosciuti perché non sono stati comunque coinvolti nella scelta, nella decisione, nella comunicazione, si sentono sicuramente arrabbiati, ed ecco che lì può essere quella rabbia che magari tengono, come diceva lei, sotto il tappeto e la tengono lì, però quella rabbia non è conosciuta, non è riconosciuta e non è gestita. Possono arrivare ad essere degli adulti poi, a crescere, ad essere ragazzi, adolescenti, poi adulti, ma quella rabbia che non è mai stata guardata è cresciuta e c'è, ed esplode in momenti particolari, in momenti inaspettati particolari. È sicuramente importante nelle scelte di famiglia coinvolgere tutti gli appartenenti alla famiglia e sentire che i figli ci sono e fanno parte della famiglia ed è senso che siano lì. Mi viene da aggiungere anche una cosa rispetto a quello che si diceva prima rispetto ai ragazzi. Le situazioni che noi andiamo a gestire a volte, e parlo sempre delle classi, ma anche quando ci troviamo comunque in servizio esterno, riguardano non solo i ragazzi adesso, anche le ragazze. Cioè i casi di conflitti in strada che vengono denominati risse o dei casi di mancanza di rispetto estremo che gli insegnanti ci vanno a segnalare, riguardano ora anche le ragazze adolescenti. E quindi proprio oggi, visto che c'è la festa della donna, questa ricorrenza, mi verrebbe proprio da sottolineare il fatto che la donna non deve negare se stessa, la donna deve sentire di appartenere all'identità, cioè sentire l'identità femminile. Quelle che sono caratteristiche di femminilità sono peculiari rispetto a quelle di mascolinità, però sono importanti entrambe. Non ci si deve far rivalere ad aspetti di mascolinità se non ci appartengono. La femminilità è bella ed è importante così com'è, con queste caratteristiche, ed è importante che queste ragazze non la neghino. Questo
che viene data. Sì, vedo che il dottor Francesco Calia Di Pinto annuisce, vuol dire che condivide quello che ha detto la dottoressa Zanchetta. Prego, dottore. Sì, condivido, anche se ho qualche riserva, nel senso che secondo me la prima cosa, e mi rifaccio un attimo al discorso di prima, è il dialogo in famiglia. Quello a cui noi non siamo più abituati è dialogare con i nostri figli, dialogare tra di noi e ascoltarci. Siamo abituati che noi torniamo dalle nostre situazioni di lavoro pieni di stress, stanchi, stufi, mangiamo, ci buttiamo sul divano oppure ci isoliamo perché non vogliamo avere ulteriori problemi, e questo invece è un motivo per far nascere ulteriori problemi, specialmente con i figli, perché non essendoci un dialogo, non conoscendo effettivamente loro cosa pensano, non sapendo loro cosa hanno fatto e non ascoltandosi e confrontandosi, anche se si dice qualcosa che a loro non va bene, questo è qualcosa che a loro rimarrà sempre impresso e nel tempo sicuramente di questo loro faranno tesoro. Questo è un aspetto che volevo dire riguardo l'aspetto di prima di questi ragazzi. La seconda cosa, mascolinità, femminilità. Ok, io sono relativamente d'accordo, nel senso che secondo me le donne adesso, le ragazze adesso sono protagonisti di queste risse. Perché? Perché loro vivono il concetto che per essere accettate, per essere uguali agli uomini, devono comportarsi come gli uomini, ma non è una questione che esistono delle caratteristiche femminili o delle caratteristiche maschili, esistono delle caratteristiche sbagliate dell'uomo, delle persone, che non deve essere una caratteristica maschile. È vero che il maschio è sempre stato più aggressivo per motivi di caccia, per motivi esistenziali, per motivi di... però non è una caratteristica maschile. Così di forza. Di forza. La forza si può esprimere in tante altre situazioni e non solo con la forza fisica. E quindi noi questo dobbiamo dire, che le donne hanno le stesse caratteristiche degli uomini, devono saper mediare ed essere più intelligenti nel dimostrare come le loro caratteristiche sono superiori a quelle della forza fisica. Questo sì. Allora, però, cosa si aspetta, dottor Di Pinto, da questo evento che ci sarà oggi pomeriggio alle 17? Non so se sarà libera anche la dottoressa Zanchetta, magari se riuscirà a dare solo un saluto. Ecco, cosa si aspetta da questo evento, proprio dove far cercare di staccare la spina, ecco, di far intervenire quei familiari, ripeto, quelle associazioni che hanno deciso di mettersi in gioco, di parlare a quei genitori che ancora non ascoltano, con drammi terribili. Stiamo parlando di famiglie che hanno perso i loro figli, sia su incidenti stradali, morti sul lavoro, femminicidi, ecco, scomparse. Ecco, cosa si aspetta? Perché l'importanza è di riuscire a mettersi in gioco, non è facile, perché sono persone che hanno vissuto un dramma, ecco, quel dramma che certi genitori forse rischiano di avere ed è terribile. Stiamo parlando della perdita dei tuoi figli, di figli che poi arriva il penale, vanno in prigione, non sarà più come prima. Ecco, cosa si aspetta, dottor Di Pinto? Quello che mi aspetto è di riuscire a dare alcune informazioni e di riuscire a far leggere alcuni concetti che sono legati all'esperienza in medicina su alcuni traumi e disagi, specialmente che riguardano le patologie mentali, quindi tra questo noi intendiamo anche la depressione, quindi anche quelle situazioni di grande stress, grande ansia, come quella che può accadere nelle persone che hanno avuto traumi come di cui lei accennava. E quello che io voglio far capire è che l'arte terapia, perché di quello che noi stiamo parlando, è un mezzo, si è manifestato uno strumento terapeutico complementare che può aiutare moltissimo, specialmente quando questo viene fatto in comunità, quando viene fatto in associazione, quando viene fatto in gruppo. E mi piacerebbe far capire che ci sono degli studi che mettono a nudo quali sono veramente queste possibilità che ha l'arte di, non dico guarire, ma di aiutare sicuramente le persone a stare meglio, quindi ad avere un benessere. Allora, riguardiamo la locandina, invitiamo anche la dottoressa Zanchetta, se riuscirà a fare
Ecco, un saluto sarà molto importante, ma soprattutto, dottoressa Zanchetta, riuscire a fare comunità, ecco, a far parlare genitori con altri genitori, persone con altre persone. Ecco, l'importanza di riuscire a dare un messaggio che non è maschile, che non è femminile, ma è un messaggio di comunità, ecco, di partecipazione. Ecco, dobbiamo essere meno chiusi. Io dico sempre, dottoressa Zanchetta, ci sarà il profondo nord, il profondo sud, ma abbiamo anche un profondo nord, ecco, col Mino Vo combatta, che non è mica facile da combattere, tanti campanili, tante situazioni diverse. Prego, dottoressa. Sì, è vero questo. Questo lo vediamo, sì, quando ad esempio abbiamo fatto degli incontri nelle singole classi con l'argomento del cyberbullismo. L'argomento del cyberbullismo è molto attuale, è attuale anche nelle scuole di Treviso, e abbiamo provato a chiedere ai ragazzi cosa direbbero i loro genitori se loro raccontassero che sono a conoscenza di una situazione pesante che magari il compagno sta vivendo. Quindi si può parlare di bullismo o di cyberbullismo. Sono a conoscenza, lo sanno, cosa fate? Potete rivolgervi alle vostre famiglie e dire: io so che il mio compagno sta vivendo questo, si deve fare qualcosa. Ecco, in alcune situazioni, non tutte, perché ci sono state classi che hanno risposto sì, sicuramente mia mamma e mio padre avrebbero molto da fare, cercherebbero gli altri genitori, per cui ci sono queste situazioni, però i genitori avrebbero detto, secondo i ragazzi, avrebbero detto, mi direbbero: pensa agli affari tuoi, non ti impicciare di questo, lascia perdere, vai avanti per la tua strada, non guardare, non ti interessa. Ecco, in alcune realtà c'è ancora, quindi sicuramente sì, c'è bisogno di lavorare nella comunità, nel senso di appartenenza. E sì, ribadisco anch'io il concetto come persone, certo, come persone con la propria identità, riallacciandomi al discorso prima, maschile e femminile, ma come persone. Il rispetto riguarda tutti. Allora, visto che questa mattina abbiamo tanto rispetto, dottoressa Zanchetta, adesso ecco, il dottor Francesco Calia Dipinto leggerà una poesia dedicata proprio alle donne. Ecco, spero che oggi ai fornelli e questa sera magari ci siano gli uomini. Ecco, ci siano gli uomini, se non hanno voglia di cucinare, che accompagnano questa dolce metà che hanno. Magari basta una pizza, basta uno spritz, non è che chissà cosa si pretenda, basta un abbraccio, un bacio, basta così poco per ricordarsi che veramente oggi è un giorno importante, è la festa internazionale della donna. Prego, dottor Calia. Leggo questa bellissima poesia. A te, donna, tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, che i giorni si trasformano in anni, però ciò che è importante non cambia. La tua forza, il tuo coraggio non hanno età. Insisti sempre, anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Bellissimo. E quanto ferro che c'è in queste donne che veramente in tutti questi anni hanno cercato veramente di dare il loro contributo anche in situazioni molto delicate di malattia. Dottor Calia, quante associazioni sono nate per fare prevenzione, per aiutare, questo non dobbiamo dimenticarcelo, dobbiamo ricordare queste figure femminili all'interno delle forze dell'ordine che veramente delle volte fanno fatica a gestire queste aggressività anche nei loro confronti. Ecco, forse tutti quanti, se riusciamo a fare comunità, se riusciremo a capire l'importanza di esserci, di partecipare, ognuno con una piccola goccia, forse cambieremo anche questo comportamento di queste persone. Io non dividerei tra maschile e femminile, l'ha detto anche la dottoressa Zanchetta, abbiamo ragazzi ma abbiamo anche ragazze, non dimentichiamo, abbiamo anche donne, ecco, che si comportano male, che fanno degli atti estremi, perciò io penso che tutti assieme dobbiamo veramente unirci, partecipare, ecco, e non dire mi non vo combatta, non mi tocca, perché tocca a tutti, perché può toccare benissimo a ognuno di voi. Come ci saluta, dottoressa Zanchetta?
ringraziandovi intanto per questa perla che ho ricevuto oggi, grazie anche al dottor Calia Di Pinto per la poesia che ha letto. E mi è rimasto il senso del ferro, della forza, che non dobbiamo dimenticare. Grazie veramente, grazie alla dottoressa Rebecca Zanchetta, istruttore di polizia locale che segue iniziative connesse all'educazione stradale di civiltà nelle scuole, che ha seguito anche il cortometraggio che io ho fatto vedere più volte, che riproporremo, non so se all'Ippodromo Villa Margherita il 17 marzo, parleremo di incidenti stradali. Perciò mi piacerebbe averla come relatrice, dottoressa Zanchetta, perché ci saranno tanti giovani, tante famiglie che hanno perso i loro figli per la superficialità nella guida, perché questa è la tragedia. Queste macchine che corrono sempre più forte, non è la cilindrata, sono questi mezzi, ecco, che veramente qualcuno riesce a capire che sono delle bombe, ma veramente delle bombe a orologeria. E il dottor Francesco Calia Di Pinto come ci saluta? Io vi saluto intanto ringraziandovi, ma vi saluto intanto invitandovi questa sera a venire all'Ippodromo. È quello che dicevo prima, noi abbiamo un ruolo che è quello di informare. Il ruolo della cultura è questo, è informazione. Quindi io vi saluto dicendo venite questa sera, perché probabilmente potreste arricchirvi di qualcosa che è cultura, che è arte, che è benessere. Allora, con queste parole ringrazio anche il dottor Francesco Calia Di Pinto, medico, chirurgo, artista di arte contemporanea. Ringrazio tantissimi anche voi che siete stati così numerosi anche questa mattina. Avete sentito gli ospiti, vi hanno fatto i complimenti perché siete veramente bravi anche con le domande e soprattutto con rispetto. Il rispetto che avete per gli ospiti. Grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere la proposta di Mirella, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella e maschietti fate voi adesso il pranzo, la cena alla vostra moglie o alla vostra compagna. Grazie. Calamaretti in tegame alla messinese. Il calamaro è un mollusco dal corpo allungato a forma di cono. Sul dorso, in posizione laterale, si trovano due grandi pinne che nell'insieme formano un rombo. La testa sporge dal mantello. Attorno alla bocca si trovano 4 paia di braccia ed un paio di tentacoli che si allargano all'estremità. Ingredienti per 4 persone. 1 chilo di calamaretti già puliti, 3 acciughe sotto sale, 500 grammi di pomodori pelati, 2 spicchi d'aglio, un mazzetto di prezzemolo, mezzo bicchiere di vino bianco secco, mezzo bicchiere d'olio extravergine oliva, sale, peperoncino. Lavate con cura i calamaretti e spezzettateli. Poi aggiungete le acciughe, insalate, spinate e spezzettate e scioglietele nel condimento. Appena la salsina sarà omogenea, unite i calamaretti e fate insaporire per un paio di minuti. Bagnate con il vino e lasciate evaporare. Appena il fondo di cottura si sarà ristretto, completate con i pomodori sminuzzati, una presa di sale e un pizzico di peperoncino.
Sprite e cuocete su fiamma bassa per mezz'ora, incorporando, se necessario, un po' d'acqua calda. Buon appetito!